Buongiorno, buon venerdì, ben ritrovati in diretta anche oggi insieme con tutti gli aggiornamenti, naturalmente cronaca, ma anche sul fronte coronavirus, e alle 12:30 ci collegheremo in diretta con la sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera per il punto del Presidente della Regione Luca Zaia con gli aggiornamenti e le novità legate al coronavirus. Ieri dati preoccupanti in Italia e soprattutto in Veneto, che è stata la regione con il più alto incremento di casi positivi in 24 ore, 360 quelli registrati appunto nella nostra regione. A pesare il cluster nell'ex caserma Zanusso a Oderzo, un altro in una importante azienda navale veneziana, e poi quelli legati alle scuole, a cittadini di rientro e a contatti stretti di persone già positive. Certo, va fatto un rapporto, va sempre tenuto in considerazione il numero di tamponi effettuati e sicuramente il Presidente Zaia riporterà quella che è la percentuale tra i tamponi realizzati e il numero di positivi trovati. C'è poi la cronaca a tenere banco questa mattina con il giallo a Lonigole. La notte infatti è stato trovato il cadavere carbonizzato di una persona, di un uomo, all'interno di un ex prosciuttificio. A dare l'allarme intorno alle 3 sono stati due senza tetto che hanno notato il corpo in una delle stanze del capannone, ormai in stato di abbandono, in via Macello. Come detto, a Lonigo sono avvenuti i fatti. Sul luogo sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono adesso in corso delle indagini per risalire all'identità della vittima e stabilire da quanti giorni fosse lì il corpo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Alle 11:45 è iniziato il punto stampa, la conferenza dei carabinieri per aggiornare su quanto accaduto, e nel corso della diretta cercheremo di darvi tutte le novità su questa vicenda. Poi altra cronaca che arriva dal Vicentino: 7 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Vicenza per aver percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Grazie a false attestazioni hanno ottenuto quasi 58.000 euro. I controlli sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle a Vicenza, Grumolo delle Abbadesse, Sossano, Breganze, Asiago e Roana. Per avere il reddito di cittadinanza i 7 hanno presentato dichiarazioni sostitutive uniche, non veritiere. E poi i carabinieri del NAS di Padova, che hanno eseguito 32 perquisizioni disposte dalla Procura di Vicenza in 26 province di tutta Italia in relazione ad un traffico di sostanze anabolizzanti che coinvolge 2 bodybuilder. Queste dunque le notizie di cronaca. Andrei un attimo anche sul sito del Gazzettino, perché arrivano delle notizie, un aggiornamento sempre sul fronte cronaca dal Bellunese, con un incendio in alta quota in una baita divorata dalle fiamme. Entriamo nell'articolo del Gazzettino: incendio di una baita nella notte in prossimità del Passo Giau, il valico alpino delle Dolomiti a oltre 2200 metri di quota che collega la Val Boite e la Val Cordevole in provincia di Belluno, nel territorio del comune di Colle Santa Lucia. La segnalazione arrivata alla sala operativa del 115 è stata fatta da un passante che ha notato il fumo. I vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento di Agordo e con i volontari di Selva di Cadore, hanno spento del tutto gli ultimi focolai che nella notte hanno completamente bruciato la struttura, una volta utilizzata dai pastori come ricovero temporaneo. Il rustico era privo di collegamento elettrico e i proprietari l'avevano utilizzato l'ultima volta qualche settimana fa. Le cause dell'incendio, di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Arabba. Questi dunque gli aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca, ma ci sono anche importanti novità che potrebbero arrivare nelle prossime ore, nei prossimi giorni sul fronte coronavirus dal governo. L'incremento dei casi positivi nel nostro paese sta portando il governo a delle riflessioni. Potrebbero arrivare probabilmente nuove misure restrittive. Molte regioni, lo sapete, il Lazio e la Campania, hanno già predisposto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.
potrebbe essere una misura presa in considerazione a livello nazionale appunto dal governo che è pronto a chiedere al Parlamento la proroga dello stato di emergenza in scadenza il 15 di ottobre fino al 31 gennaio 2021, questo perché lo sapete permette proprio all'esecutivo di mettere in campo misure di vario tipo per far fronte all'emergenza. Ieri il ministro Speranza ha detto che dovremo combattere nei prossimi mesi, saranno 7 mesi in cui si dovrà tenere il coltello in bocca e poi dice si dovrebbe vedere la luce già nei primi mesi del 2021. Di questo, ma anche delle ripercussioni di questa situazione che sta avendo sull'economia, ne parliamo insieme alla prima ospite che vedo già in collegamento Skype, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e che saluto. Buongiorno a Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, ben ritrovata. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora Presidente, innanzitutto come vede questa possibile proroga al 31 gennaio, quindi altri mesi di proroga per lo stato di emergenza? Sappiamo che questo comporta anche proprio per i lavoratori delle possibilità, come pensiamo allo smart working o alle varie misure come il congedo. Come lo vede lei questa proposta che sembra che verrà accettata dal Parlamento da parte del governo? Ma guardi, io la do praticamente per scontata e forse bisogna accettarla perché dobbiamo proteggere i nostri operatori, le nostre aziende, le nostre persone, per cui in qualche modo siamo già abituati e troverei veramente assurdo toglierlo ora, visto che l'emergenza sta diventando ogni giorno più importante. Presidente, com'è la situazione? Riusciamo a fare una fotografia dell'attuale situazione per quanto riguarda le imprese bellunesi, ma soprattutto che inizio di autunno è questo? Ci sono segnali di ripresa oppure la crisi avvertita nel post-lockdown continua a farsi sentire? Guardi, c'è una grande voglia di ripartenza, questo è chiaro. Sappiamo tutti purtroppo che è una ripartenza nell'incertezza, un'incertezza che il Covid ha aggravato, però era un'incertezza che c'era già anche prima del Covid. A questo poi si aggiungono tutte quelle problematiche che noi soprattutto nel bellunese le soffriamo, che sono le infrastrutture, la mala burocrazia, la carenza cronica, ripeto, di infrastrutture. Questo non va dimenticato, non va assolutamente dimenticato. Il bellunese ha pagato un conto altissimo con la pandemia, perché le nostre aziende sono aziende che sono assolutamente portate all'export e poi la seconda azienda è comunque quella del turismo, quindi sono settori che hanno sofferto tantissimo e continuano a soffrire. Posso dire che gli imprenditori hanno lottato e continueranno assolutamente a farlo. Devo anche ricordare che gli imprenditori hanno anticipato le casse integrazioni, siamo stati al fianco delle nostre comunità, però ripeto, qui ognuno deve fare la propria parte. E mi permetto di ricordare, le istituzioni ci devono essere sempre, ogni giorno, quotidianamente a fianco delle imprese, delle famiglie e del territorio, altrimenti non ne usciamo. È un messaggio alle istituzioni che secondo lei non sono state sufficientemente vicine al mondo del lavoro, agli imprenditori in questa fase così delicata? Beh, diciamo che la fase iniziale è stata complessa e complicata. Gli imprenditori si sono trovati quasi accusati di non gestire la sicurezza dei propri lavoratori. È stato un momento difficile che ci ha molto amareggiato. Abbiamo dimostrato invece che lo sappiamo fare e l'abbiamo fatto meglio di tanti altri. Abbiamo bisogno comunque di continuare a avere vicino le istituzioni, perché le dico, non c'è solo il Covid, è uno dei tanti problemi. A questo va aggiunto il problema della burocrazia, della logistica, della banda larga, delle infrastrutture, quindi noi siamo aggravati ulteriormente, un territorio già difficile, fragile, che esce dal vaia, siamo usciti a testa alta, noi abbiamo bisogno di scelte veloci e scelte concrete, fatte bene e fatte, mi permetto di dire, ascoltando anche gli imprenditori.
Presidente, lei ha toccato il tasto e ricordo che in un precedente collegamento con lei settimane fa aveva di nuovo fatto presente il tema delle infrastrutture. È un tema molto delicato ma altrettanto importante per il vostro territorio, anche alla luce dei grandi eventi che ci saranno in programma. Ricordiamo i mondiali di sci 2021, le Olimpiadi. Glielo chiedo perché insomma sappiamo che lei è stata confermata alla guida come Presidente nazionale del tavolo sport e grandi eventi di Confindustria. I temi delle infrastrutture, io lo dico sempre, non sono solo un fine, ma sono un mezzo per consentire alla gente di montagna, e mi permetto di dire non solo quella, di rimanere su questo territorio. Ho avuto occasione di parlarne pochi giorni fa con il ministro D'Incà e cercavo di spiegare che io che presiedo il tavolo tecnico sport e grandi eventi, l'evento di per sé crea un duraturo, perché l'evento ha una ricaduta incredibile. Delle volte sembra una parola un po' superficiale, no? Quasi snob, quasi da festa. No, l'evento è qualcosa di più, l'evento è quello che lascia sul territorio soldi, denaro, benessere, perché l'evento porta sicuramente aiuto al turismo, poi a cadere su tutto il resto. Possiamo parlare della manifattura, perché quando si entra nei negozi e si acquistano prodotti del Made in Italy si aiuta la manifattura, quando si va dal parrucchiere si aiuta anche il parrucchiere a tenere il negozio aperto. Ecco, nel bellunese in questo momento noi abbiamo bisogno degli eventi, dei grandi eventi, e le Olimpiadi saranno assolutamente importantissime, una carta a cui noi la dobbiamo giocare a 360 gradi, perché non saranno quei 15 giorni, saranno i prossimi 50 anni che ci giochiamo e il futuro dei nostri figli. Il tempo a disposizione, Presidente, per affrontare al meglio questo appuntamento è sufficiente alla luce di una situazione emergenziale che continuiamo e probabilmente continueremo a vivere anche nei prossimi mesi? Guardi, io su questo sono abbastanza serena, perché gli italiani hanno sempre dimostrato di sapere fare le cose benissimo anche in tempi ristretti. Ecco, sono più preoccupata per le infrastrutture, perché è chiaro che quelli hanno tempi tecnici e purtroppo la burocrazia porta via molto di questi tempi, per cui abbiamo dei tempi morti che poi dobbiamo rincorrere nel momento in cui dobbiamo costruire. Io chiedo alla politica di prendere decisioni, scelte rapide, di portarci avanti in questo, perché altrimenti ci ritroveremo a rincorrerci negli ultimi giorni e questo non va bene. Prima ha parlato di manifattura, che rappresenta un po' il cuore pulsante della nostra realtà economica. Di quali strumenti necessita questo settore? Ma nel bellunese sappiamo tutti, o spero almeno si sappia oramai, che c'è una manifattura d'eccellenza che tutto il mondo ci invidia. C'è il primo distretto del mondo dell'occhiale, ma ci sono l'automazione, la meccanica, e questi sono alcuni esempi. Ci dimentichiamo spesso di parlare del bellunese come uno dei territori manufatturieri più importanti d'Europa, non d'Italia. Questo significa che il bellunese si è sempre evoluto, che abbiamo sempre guardato al mondo pur rimanendo ben ancorati al nostro territorio. Siamo riusciti sicuramente ad innovare, devo dire, tra mille difficoltà logistiche e tra la cattiva burocrazia. Innovare i processi produttivi non è facile, servono competenze, risorse, soprattutto quelle umane, che non sempre si trovano così facilmente sui territori come il nostro bellunese, che spesso è svantaggiato. Presidente, il Presidente di Confindustria Bonomi, a proposito del recovery plan legato al recovery fund, ha detto: chiede al governo basta aiuti a pioggia, servono degli investimenti chiari, cioè centrare gli obiettivi. Ci sono grandi aspettative da parte vostra proprio legate a questo recovery plan del governo?
Beh, è chiaro che ci sono, è una partita che non possiamo assolutamente perdere e che va assolutamente mirata e le scelte a mio avviso vanno fatte proprio con gli imprenditori. Io mi sento di sottolineare, c'è un passaggio che ha fatto anche il presidente Bonomi, io sono una donna, lei è una donna, che vorrei comunque ricordare: investiamo sui giovani e investiamo molto sulle donne. Ecco, le risorse umane sono importantissime, nel Recovery Fund ci devono essere politiche anche per questo. Poi qui nel bellunese io potrei farle una lista, c'è bisogno più o meno di tutto. Ritorniamo, no, a quello che sono le necessità anche basilari dei territori. Mi sia consentito di sottolineare poi la necessità per la montagna di avere vere politiche. La montagna è un territorio prezioso che va sostenuto sempre, perché gli abitanti della montagna, io voglio sottolineare, sono i custodi di un ambiente di cui beneficiano non solo gli abitanti, ma di cui beneficiano tutti, il paese intero. Per cui io spero si trovino all'interno di questi soldi, che speriamo arrivino. Io come dire, dico sempre, speriamo che i progetti siano importanti e ci siano, non ci si dimentichi poi dei territori più fragili, che a mio avviso sono quelli che hanno più necessità. Presidente, investire sulla montagna significa far vivere la montagna e tutto il suo patrimonio. È un tema che ho affrontato anche ad esempio con il presidente di Ascom Confcommercio nei Doglioni qualche giorno fa, che diceva: è importante che i giovani tornino nella montagna. I giovani vanno spinti anche con questi provvedimenti del governo centrale a tornare ad investire lavorativamente parlando sulla montagna. Guardi, Confindustria Belluno ha voluto un tavolo che si chiama Confindustria per la montagna. È un tavolo che è partito un anno e mezzo fa, ed è un tavolo che sia fondamentale che vada avanti. Come associazione è proprio Belluno che presiede il tavolo nazionale degli Stati Generali della Montagna. Io ho parlato con il ministro Boccia a Venezia e mi ha assicurato che questi temi li riprenderemo in mano quanto prima. Purtroppo con il Covid, come dire, ci ritroviamo a dover rimandare degli incontri che invece sono importantissimi, di cui abbiamo una necessità estrema. L'ultima domanda, Presidente. Oggi viene presentato il piano per il rilancio di ACC, questo polo che vede Piemonte e Veneto insieme, appunto, per rilanciare questa importante realtà, non solo per il bellunese ma per tutto il comparto italiano. Una buona notizia quella che è arrivata. Una buona notizia, io mi sono espressa personalmente per l'ACC, l'ho visitato, ho incontrato Castro, credo in questa azienda e penso che da qui il bellunese possa iniziare un nuovo percorso, una nuova storia, una nuova azienda, e sicuramente i lavoratori bellunesi, mi permetta di dirlo da presidente di Confindustria, sono i migliori. Grazie davvero, ci lasciamo con queste parole, sono anche un messaggio importante che deve toccare i tasti giusti. Grazie a Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, grazie davvero, buon lavoro e ci risentiremo presto. Grazie davvero, presidente. Questa è la fotografia della situazione nel bellunese, un territorio che ha bisogno di essere sostenuto perché è un territorio molto importante per tutta la realtà economica del Veneto. Vedo la pubblicità, allora lanciamo qualche istante di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta. Vi ricordo alle 12:30 il punto stampa del governatore Zaia per quanto riguarda l'emergenza Covid. A tra poco. Siamo tornati in diretta, sono le 12:22, tra poco meno di 8 minuti ci collegheremo in diretta con l'unità di crisi della protezione civile a Marghera per il punto stampa del presidente Zaia sul fronte coronavirus. Arriveranno naturalmente i dati aggiornati ad oggi con gli ultimi rilevamenti sul fronte positivi e capiremo poi se ci sono sul tavolo probabili ulteriori provvedimenti, visto anche l'impegno
un'impennata di casi registrati nelle ultime ore nella nostra regione. Intanto arrivano invece degli aggiornamenti sulla notizia di cronaca che vi ho dato in apertura, il giallo del cadavere carbonizzato trovato in un ex prosciuttificio a Lonigo nel Vicentino. Gli aggiornamenti arrivano dal collega Daniele Garbin, che alle 11:45 ha preso parte alla conferenza stampa convocata dai Carabinieri proprio per dare ulteriori dettagli sulla vicenda. Ebbene, l'uomo sarebbe morto per esalazioni da monossido di carbonio. Il cadavere è stato rinvenuto dai Carabinieri in uno stabile abbandonato dove trovano solitamente rifugio sbandati e senza fissa dimora. Sul corpo dell'uomo, forse da qualche deceduto, probabilmente da qualche mese, non sono presenti segni di violenza. La stanza è risultata parzialmente bruciata a causa di un braciere che potrebbe aver provocato il gas killer che avrebbe probabilmente ucciso l'uomo. La vittima potrebbe essere un nordafricano dell'età apparente di 40 anni, forse un bracciante agricolo che probabilmente, sempre stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri, trovava dimora in questo stabile per la notte. Si attendono naturalmente ulteriori risposte dall'esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore. Non sono stati trovati effetti personali, solo uno zainetto con all'interno alcune monete. Naturalmente, se ci dovessero essere ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso della nostra diretta. Ci sono invece degli aggiornamenti che riguardano la brutale aggressione avvenuta a Padova ai danni dell'avvocato Longo. Sentiamo allora le novità nel servizio della nostra redazione di Padova. Ha trascorso la notte in ospedale e nelle prossime ore dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. L'avvocato Piero Longo, dopo l'agguato subito sotto casa, è stato ricoverato per monitorare le sue condizioni di salute. Il penalista 76enne ha il volto tumefatto e fa fatica a parlare a causa della scarica di botte ricevuta da una coppia che è stata arrestata dalla squadra mobile di Padova con l'accusa di lesioni aggravate e ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Nei guai per l'aggressione a Piero Longo, noto avvocato, ex parlamentare e legale di Silvio Berlusconi, sono finiti Silvia Maran, 47enne commercialista padovana, e il suo compagno Luca Zanon, 49enne elettricista residente in provincia di Trento. Con loro è stata denunciata una terza persona, una donna di 31 anni che non avrebbe preso parte al pestaggio. L'aggressione a Longo è avvenuta mercoledì notte verso le 23. I tre hanno suonato a Casa Longo in Riviera Tiso da Campo San Piero, a pochi passi dal centro storico di Padova. L'avvocato è sceso portando con sé la pistola che detiene regolarmente. La lite è scoppiata immediatamente. Longo è stato spinto nell'androne e picchiato. Non è chiaro se abbia anche sparato 2 colpi di pistola. La vicenda ha ancora molti aspetti da chiarire: il movente della lite e l'eventuale rapporto di conoscenza tra Longo e i tre. Secondo il senatore Nicolò Ghedini, collega di studio di Longo, il penalista non conosceva la coppia che lo ha aggredito. Da chiarire invece il ruolo dell'altra donna coinvolta nella vicenda, che si è limitata ad osservare il pestaggio. L'avvocato Longo è stato soccorso da un vicino di casa che ha sentito le urla e ha allertato i soccorsi e la polizia. Al momento dell'aggressione infatti era solo in casa perché la terza moglie era a Milano per lavoro. La signora è immediatamente tornata a Padova per stare vicino al marito. Vedete alle mie spalle la sala stampa dell'unità di crisi della protezione civile. Siamo a Marghera, a pochi minuti e arriverà il governatore Zaia con tutti i dati aggiornati sui positivi della nostra regione e naturalmente con una riflessione sulla situazione, sull'andamento della curva del contagio. Continuiamo con la cronaca, pronti a collegarci subito con Marghera, restando nel Padovano ma andando in provincia a Cadoneghe, dove 2 agricoltori sono stati aggrediti da un gruppo di Rom. È mercoledì pomeriggio quando i 2 agricoltori vengono aggrediti da un gruppo di Rom che occupano un terreno in via Matteotti a Cadoneghe. Calci, sputi, questo è il racconto di Alessandro Ridolfi e Giorgio Chillon in un video condiviso sulla pagina Facebook del sindaco Marco Schiesaro. Mentre stavamo tornando verso casa, ci hanno aggredito 4 persone, 4 di loro,
primo momento c'è stato come due o tre parole, ci hanno detto siete delle merde di padovani, e mi ha sputato addosso. Anche io ho risposto con lo sputo e poi mi è arrivato un pugno, sono caduto per terra e poi là hanno fatto il resto. Lo prendevano a calci? Calci, pugni, ho preso un po' dappertutto. Io andavo per dividerlo e mi hanno pugnato gli occhi, la testa, e che non ero in grado di difenderlo, mi hanno pugnato il continuo. E poi minacce di bruciare tutto, raccontano i due agricoltori che hanno contato 8 persone. Una violenza nata dopo la richiesta di spostare un'auto da un terreno di proprietà degli agricoltori coltivato a erba medica. Un terreno dove i due sono costretti a raccogliere resti di pannolini, assorbenti, cartacei ed escrementi, con un grave danno anche economico, dato che questa produzione è destinata all'alimentazione degli animali e con il rifiuto secco diventa inutilizzabile. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Intanto i due agricoltori sono stati curati al pronto soccorso. Immediata la solidarietà del sindaco. Si ponga la parola fine ai campi abusivi di ogni tipo, non solo a Cadoneghe, ma spero in tutto il territorio nazionale. Ma intanto cominciamo da qui. Un campo l'abbiamo già sgoberato, questo campo era attenzionato, ora chiederò agli organi competenti di darci forza e di darci una mano per ripristinare la legalità. In attesa di collegarci con Marghera per la conferenza stampa del Presidente Zaia, proprio sul fronte coronavirus arrivano le parole del sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, in visita oggi all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il sottosegretario dice si potrebbe decidere di usare le mascherine all'aperto di fronte alla ripresa dei focolai, quello di cui abbiamo parlato proprio in apertura di diretta. Potrebbe essere un'ipotesi, misura già attuata da diverse regioni italiane, Campania, Lazio, solo per citarne alcune, proprio per arginare la ripresa dei contagi, ma potrebbe essere un provvedimento deciso proprio a livello nazionale dall'esecutivo. Ci si sta pensando da molte parti, dice Zampa. Ieri abbiamo avuto un aumento secco di più di 500 casi e dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto come Paese tutti insieme dia risultati permanenti. Se oggi l'Italia può vantare numeri così radicalmente diversi dal resto d'Europa è perché siamo stati molto rigorosi. Quindi di fronte ad una ripresa molti sindaci e presidenti di regione stanno andando in questa direzione. Il governo valuta settimana per settimana e non ha da escludere un provvedimento nazionale. Sentiremo se anche di questo parlerà tra pochissimi minuti il governatore Zaia. Intanto interviene anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che dice gran parte dei contagi avviene a livello intrafamiliare, un tema di grande attenzione. Dice la situazione contagio è sotto controllo, bisogna però fare attenzione in famiglia ed è importante anche una identificazione rapida di casi sospetti nell'ambiente scolastico. E di scuola parla anche Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice le cose non si sono messe male, ma si potrebbero mettere male perché abbiamo una crescita settimanale molto lenta ma costante e continua dei casi di coronavirus su cui la riapertura delle scuole in questo momento ancora non ha pesato. L'effetto delle scuole, dice sempre Guerra, che le scuole avranno lo vedremo tra una settimana, e tra una settimana capiremo anche se i ragazzi possono diventare veicolo inconsapevole e incolpevole della circolazione del virus nelle famiglie. Dunque il peso della riapertura delle scuole, lo ricordiamo, avvenuto il 14 di settembre, non rientra insomma ancora in questi dati, dunque non pesa il ritorno sui banchi degli studenti, ma questa possibile ripercussione, questo possibile effetto apertura scuole lo si avrà solo tra qualche settimana. Dunque vedremo come cambierà la curva epidemiologica nel nostro paese. Questo dunque il punto fatto proprio in mattinata dai vari esponenti del mondo scientifico ma anche politico. Avete sentito le parole del sottosegretario Zampa, che dice ancora: vorremmo mandare un messaggio alle famiglie, mai come quest'anno è importante vaccinare i bambini. È uno scudo al Ministero, abbiamo previsto che nella fascia della fragilità siano compresi i bambini e poi abbiamo abbassato
passato a 60 anni l'età dell'anzianità. Per i bambini è fondamentale per non confondere i sintomi, che sono molto simili, e non correre negli ospedali temendo che sia di peggio. Poi sicuramente la tutela dell'influenza è un elemento di sicurezza in più anche rispetto al Covid. Tanti dunque i fronti aperti. È arrivato il governatore Zaia, allora la linea Marghera. Sembra la dottoressa Russo del piano di sanità pubblica dell'11 febbraio, magari qualcuno si è dimenticato. Grazie e buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Purtroppo dobbiamo riprendere a seguire un po' più da vicino questa vicenda, è la vicenda del Covid. Peraltro devo anche dirvi che da lunedì iniziano tutte le mattine le riunioni che facevamo durante il Covid del coordinamento nazionale con il dottor Borrelli, quindi io sarò da lunedì impegnato tutti i giorni per anche la videoconferenza mattutina, oltre al fatto che comunque lo sono già diciamo da un bel po'. E al mio fianco la dottoressa Russo la conoscete, che è la responsabile del Dipartimento Prevenzione, e oggi vi parlerà di un bel po' di novità. Proprio per non scomodarvi tutti i giorni in questa fase abbiamo messo assieme un po' di cose oggi. A mia sinistra il dottor Rigoli, che è il responsabile del laboratorio di microbiologia, nonché primario e coordinatore per la Regione del Veneto di queste partite, e oggi parleremo di test rapidi, un po' di evoluzione che c'è stata. Vi faremo vedere anche un test innovativo con delle macchinette che abbiamo comprato e che per noi sono già operative, ma vedrete anche un'evoluzione del tampone rapido che poi ci porterà anche da altre parti, ma ve lo dirò dopo. Poi l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacino lo conoscete, vedete, quando lo vedete con quella maglietta lì dovete preoccuparvi, perché vuol dire che sta venendo brutto tempo. Infatti mica lo vedo vestito così, dico Madonna, cosa succede? E sapete che siamo in allerta rossa, tanto è vero che l'assessore Bottacin è impegnato già da giorni su questo fronte e mi ha mandato gli ultimi aggiornamenti anche ieri sera. Insomma, speriamo non piova come previsto, anche se sembra che ne arrivi tanta. Soprattutto c'è lo scirocco e quindi c'è il tema dell'acqua alta. Voi stessi avete riportato, ho sentito la dottoressa Spitz per il fatto che si attiveranno forse per la prima volta, diciamo proprio non in maniera dimostrativa ma risolutiva, speriamo, le barriere del Mose, le paratie, e quindi insomma una settimana complicata, però insomma, come dico sempre io, la filosofia popolare ci dice che i problemi vanno affrontati come salame, una fetta alla volta, l'ho detto anche Crozza, quindi lo si può dire. E andiamo subito al bollettino. Il tampone, ci avviciniamo ai 2 milioni di tamponi. Ecco, attenzione a una roba, perché ne parlavo anche con il Ministro. Noi in questo dato non mettiamo i tamponi rapidi. Qua stiamo sempre parlando di tampone molecolare. Mi sono dimenticato di presentare la dottoressa? Nome? Santoro, della Basilicata. Prego? Sì, Chiara, sì, perché Chiara ormai fa parte dell'arredamento, lo possiamo dire? Arredamento. No, perché un giorno mi hanno detto che ho detto che solo in Mone non cambiano idea e tutti hanno messo il filmato suo nella traduzione. Avete capito cosa si dice? Me l'ha fatto notare, mi ha mandato il pezzo, il frame. Allora dicevo 1.933.088. I test rapidi, e lì vedete che aumentano, anche questi, dove ci sono i tamponi molecolari, sono 1.410.000. Cioè vi faccio notare che ormai siamo a 3 milioni, quasi verso i 3 milioni e mezzo di test fatti. Penso che abbiamo avuto tutti i premi mondiali, se dessero dei premi sul testing. Numero di positivi siamo a 28.087, sono 191 in più rispetto nelle ultime 24 ore. Ovviamente voi avete visto un bollettino che è quello di ieri, dei 300 erotti,
che prendeva dentro, dopo vi spiego anche questi bollettini che a volte hanno dei picchi verso l'alto, che sono dettati da cosa? Ve lo posso dire subito, a volte perché abbiamo dei dati che vengono caricati tardivamente. Vi do ad esempio un esempio, scusate il bisticcio di parole, se voi prendete i 3 comuni del Comelico, sono stati caricati dopo che noi tutti sapevamo che esisteva, quindi 100 e centinaia di positivi e le messe in quarantena dei cittadini, diciamo, noi li abbiamo viste forse nelle ultime 24 ore post, diciamo, piano di sanità pubblica, nel senso che oppure quando abbiamo i laboratori che inviano dati, a volte accade che alcuni dati non vengono inseriti con tempestività. Positivi ad oggi sono 4.027. Sono esattamente più 62. Isolamento sono 9.858. Eccoli qua. Questi non sono tutti positivi, ricordiamoli, i cittadini che ci vedono da casa, 9.858 sono ovviamente l'insieme di coloro che sono sottoposti a misure di quarantena o di isolamento fiduciario. I ricoverati in questo momento sono 2.234. 167 sono positivi e 67 sono negativi. Peraltro il futuro ci permette, con un piano, dopo la dottoressa Russo ve lo dirà, di annunciare che forse abbiamo vinto la nostra battaglia sulla distinzione dei pazienti tra positivi e negativi. Voi sapete che abbiamo il tema statistico che il paziente Covid resta Covid a prescindere che si sia negativizzato o sia positivo. Terapia intensiva, 29 persone, 22 positivi e 7 negativi. Le persone che hanno perso la vita sono 2.189. Allora, il dato che vi do, di solito, che sono i 2 dati che io ritengo importanti, sono questi. Persone sintomatiche oggi abbiamo detto che sono 176. Cioè oggi in questo momento abbiamo 176 persone con sintomi su 4.027 positivi. Sono il 4,37%. Voi vedete questo dato si sta muovendo, no? Noi eravamo con dati con percentuali più basse fino a una settimana fa. Però è pur vero, ve lo devo dire, ne ragionavamo anche prima, che se una persona ha una sindrome influenzale comune, no? Viene fatto il test per la diagnosi differenziale e risulta essere positivo, questo non vuol dire che la sua positività sia oggetto di quei sintomi, ma mai lo sapremo. Per cui questo dato rischia anche di muoversi per questo motivo. Cioè gente che ha l'influenza e come si dice, e a loro insaputa sono anche positivi peraltro. Quindi ovvio che in questo coacervo di dati noi abbiamo dei positivi sintomatici che potrebbero essere per assurdo positivi al Covid e sintomatici per l'influenza stagionale. Non è una banalità perché adesso ci sarà ovviamente l'incremento delle influenze e avendo con notizia che il 95% dei nostri testati sono asintomatici, sappiamo che uno può tranquillamente ammalarsi di influenza ma non di Covid ed essere positivo. Questo è un dato purtroppo, dopo magari chiederemo anche al dottor Rigoli, che c'è la diagnosi differenziale a questi livelli, penso che ancora non si arrivi, no? Sì, si arriva? No. È impossibile? La determinazione degli altri 2 virus? No, adesso con già in biologia molecolare si riesce a distinguere. Sì, allora, dal punto di vista della... Aspetta, fermi un attimo. Te lo attacco. Io so, questi figli, sono sempre accordi, ma chiamare qualcuno che tagli tutte queste fascette. Boh. Allora, in questo momento noi abbiamo già approvato dei test in biologia molecolare che ci permettono di distinguere sia influenza A, influenza B e il coronavirus e anche altri virus. Quello che sarà la nuova frontiera, ma ne parleremo dopo, è sul test rapido perché saremo in grado fra
15 giorni di distinguere anche sul test rapido. Sì, il problema qual è? Che il sintomatico testato col test rapido dà la positività, voi non andate in molecolare sul sintomatico. Sul sintomatico, test rapido positivo, sintomatico, fate anche biologia molecolare. Facciamo sempre biologia molecolare perché è la conferma. Tuttavia dico che i test sono diventati talmente sensibili, anche quelli del test rapido, che probabilmente in futuro verranno accreditati come conferma della diagnosi. Sì, ma dopo... No, sono sindromi da raffreddamento per adesso, no? È il rinovirus. Il solito rinovirus. Positivi ad oggi 4.027, isolati ad oggi 9.858, vuol dire che i positivi su tutti quelli che sono a casa sono il 40%. Noi abbiamo 9.858 persone isolate, in quarantena scusate, dei quali il 40%, cioè 44.027 positivi. I dimessi ad oggi abbiamo sostanzialmente caricato in ospedale dimessi 4.117 persone, sono più 3 di dimessi. Allora, organizziamo un po' i lavori e così vediamo di farvi perdere poco tempo. Noi qua abbiamo novità e per questo motivo ci sono sia il dottor Rigoli con i suoi collaboratori che la dottoressa Russo. Io oggi firmo un'ordinanza, torniamo alle ordinanze. Allora, vi dico un'ordinanza assolutamente, è un'ordinanza importante, non fissa, come si può dire, lo dico subito ai cittadini, non stiamo uscendo con, magari nei prossimi giorni, prossime settimane accadrà. Oggi non stiamo intervenendo sul comportamento della comunità, la mascherina e altre storie del genere, ma interveniamo in maniera molto più pesante su delle novità che non sono da poco, sulla quale ovviamente noi sulle quali ci crediamo e vogliamo anche cercare di inquadrarle. Allora, nell'ordinanza tocchiamo misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza. Allora, prima cosa, sulle misure di prevenzione delle attività scolastiche in presenza ci sono misure per la comunità scolastica, anche per l'infanzia. Allora, gli operatori della scuola e anche per l'infanzia, gli alunni, i titolari della potestà genitoriale, osservano le linee di indirizzo per la gestione dei contatti e dei casi confermati. Le linee di indirizzo prevalgono sulle disposizioni statali ove in contrasto con queste ultime. Le disposizioni attuative adottate dalla Direzione Sicurezza Alimentare e Veterinaria sono operanti dalla pubblicazione sul sito della Regione. Cosa significa? Significa che noi oggi, ve la faccio breve, poi passo la parola alla dottoressa Russo, oggi portiamo dei protocolli che riguardano da un lato la gestione delle scuole, ovvero mandiamo, in virtù anche di una buona collaborazione, ringrazio anche la dottoressa Palumbo dell'ufficio scolastico regionale, siamo riusciti, penso siamo i primi a livello nazionale, a portare fuori l'idea di far compilare un modulo intanto di autorizzazione da parte di tutti i genitori che ritenessero di compilarlo, in maniera tale che noi vogliamo entrare nelle scuole ed evitare che i genitori si debbano sobbarcare il trasporto del figlio o della figlia dalla scuola, da casa, per andare ai punti di accesso rapido, per fare il tampone, semplicemente per fare un controllo. Questa è una novità non da poco, se volete mutuiamo un po' i vecchi piani di prevenzione che c'erano, no? Le campagne vaccinali a scuola, le visite a scuola. Ecco, noi entriamo con il personale qualificato, nel momento in cui c'è un positivo, cosa succede? Succede che si va lì in classe a fare la campagna di test rapidi. Dall'altro, ovviamente in tutto questo contesto, così evito di star qui anche a leggervi la delibera, dopo la dottoressa Russo vi dirà, dall'altro c'è da dire che noi chiediamo anche delle modifiche rispetto agli atteggiamenti, cioè c'è un altro in questo piano si vede chiaramente che noi abbiamo introdotto nuove linee guida che prevedono che non si va più in isolamento
fiduciario di 14 giorni di tutta la classe, ma bensì a tampone negativo si continua ad andare in classe. Quindi le due novità sono: c'è un positivo, noi vorremmo entrare in classe evitando disagio a tutti e quindi andiamo lì a fare la campagna di screening. A negativizzazione verificata dei compagni di classe, ad oggi quanti sono? 100 e... ce l'avevo da qualche parte. Ecco. 171. Ad oggi sono 171. No, 171 sono le classi, positivi 187. 187 positivi su 707.000 studenti, sono lo 0,003%. Alla luce di questo sappiamo già che i compagni di classe sostanzialmente sono sempre negativi. Quindi andiamo in classe e attiviamo il nostro piano. Resta nella classe, ovviamente dovrà, poi la dottoressa vi dirà, seguire alcuni accorgimenti, ma evitiamo di svuotare scuole senza criterio in questa fase. Ultimo aspetto rispetto a questo, altri due aspetti: avete visto che si è sbloccata la partita dei tamponi rapidi? Sì. Li hanno approvati su nostra pressione e richiesta. Fra l'altro vi darò anche le lettere che abbiamo mandato, perché vedo che qua c'è un sacco di gente che adesso si accredita di essere stati prime geniture. C'è stato il Veneto che ha scritto a firma mia, giusto, abbiamo anche la lettera che abbiamo mandato al Ministero, chiedendo, alla luce delle prove che ha fatto il dottor Rigoli con i suoi, abbiamo lanciato il tampone rapido partendo da quello coreano e abbiamo detto: guardate, per noi funziona. Per fortuna che dicevano che non funzionavano, adesso li utilizzano tutti. Noi ne abbiamo 500.000 in magazzino, nel frattempo non abbiamo dormito, penso che siamo gli unici ad averli, fra l'altro, perché sentivo anche dei colleghi che dicono se ce li mandano non li utilizziamo, noi ce li abbiamo. Peraltro vi avviso che noi abbiamo chiuso anche la gara per altre regioni che ci hanno detto fate voi, e sono Lazio, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Trento e Piemonte e Liguria. Sì. Lazio, Friuli, Liguria, Trentino, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. Cioè noi stiamo comprando con gara per tutti. Per quanti paesi sarà? Sono milioni. Non te lo, guarda, ve lo diciamo onestamente, non lo so, guarda, ne abbiamo parlato anche ieri. La gara fra l'altro mi sembra che si chiuda lunedì. È scaduta il 28, lunedì c'è la commissione. Lunedì c'è la commissione che si riunisce con tutte le regioni, perché sono rappresentanti tutte le regioni per la commissione. Per l'aggiudicazione. Dobbiamo chiuderle entro una settimana, aggiudicarle in modo da avere disponibili. Perché dobbiamo far veloci? Perché poi ve lo dirà il dottor Rigoli, cioè qua nel momento in cui ti innamori di un test ce n'è già uno più carino. Cioè così, eh? No, ma lo dico a tutti quelli che poi fanno le indagini, verranno fra qualche anno a dirci ma avete preso... Pensate solo che il test coreano partiva da 20 euro, oggi siamo a 4,50 euro. Pensate che allora erano da soli, ma allora vuol dire 4 mesi fa, oggi ci sono almeno 20 ditte sul mercato, nelle quali molte multinazionali, che offrono test rapidi, tamponi. Ovviamente qui c'è un'evoluzione paurosa, quindi noi dobbiamo essere accorti nella determinazione del budget di quello che portiamo a casa, tanto è vero che facciamo gare aperte, cioè a consumo. Cioè diciamo noi fissiamo un target che so di 1 milione di pezzi, dopodiché se succede qualcosa nel frattempo, che arriva il test che ti guarda la pupilla e ti dice che hai il Covid, è ovvio che noi non possiamo più andare avanti con lo stecco, no? Boh, detto questo, allora abbiamo detto la quarantena non si fa più a casa, si resta in classe, si va in classe a fare con le USCA, insomma con i nostri sanitari a fare i test antigenici, diciamo, nel senso che prevediamo anche un'evoluzione di questi test, che usiamo il termine generico antigenici, si dice antigenici o antigenici, quindi riservano l'antigene. Test rapidi, ultimo aspetto, poi c'è tutta e poi la dottoressa Russo ve lo dirà, c'è tutto un tema di flowchart e di comportamenti rispetto al sintomo. Abbiamo cercato di togliere dalle scatole
tutti questi certificati che giravano, che accompagnavano questi ragazzi per uscire, stare a casa, tornare a scuola, eccetera. Abbiamo cercato di fare in modo che i professionisti di nostro riferimento siano i medici di base e i pediatri di base, che siano messi nelle condizioni di fare da loro già subito una diagnosi differenziale e stabilire che se un ragazzo ha un raffreddore non serve attivare la NASA per verificare che non abbia il Covid. E quindi abbiamo proprio fatto delle procedure in maniera tale che davanti a un raffreddore cosa si fa, e queste le sanno anche le famiglie. Io so che oggi vi diciamo tante robe, però oggi c'è un po' di ingorgo e poi vediamo il materiale comunque, in modo tale che se volete anche, guardate, ve la faccio solo vedere visivamente, avete modo anche di avere tutti i passaggi che ci saranno. Però ultimo aspetto, in questa ordinanza, ma è un aspetto non irrilevante, diamo gratuitamente, e questo ci terrei che lo valorizzaste, i test rapidi a tutti i medici, pediatri di base, medici di base che vogliono far parte della squadra. Sì. Glieli diamo sulla base di una valutazione che facciamo con i nostri ingegneri clinici, perché capite, noi abbiamo 4.900.000 abitanti più o meno. Dobbiamo cercare di tarare in base ai mutuati, cercare di non concentrare il magazzino sui medici, poi magari ci troviamo noi senza. Quindi abbiamo pensato a una dotazione minima e rimpinguabile direttamente dalle ULSS su chiamata. Ovviamente avranno l'obbligo di registrare l'utilizzo del test rapido con il nome e cognome, perché per noi è sempre piano di sanità pubblica. Ovvio che poi al test rapido positivo si va in conferma in test molecolare. Tampone classico, per capirci. Ma guarda, sta roba succederà ancora per pochi giorni, perché noi speriamo di chiuderla sta partita, di fare sempre il doppio test, perché ormai è asseverato clinicamente, scientificamente. È uscito anche oggi un bell'articolo, forse non so quale sia la rivista, quello che vedevamo stamattina, che rivista è? Dovrebbe essere Clinical Infection Disease. Clinically Infection Disease, probabilmente è questo. Parla proprio della sensibilità dei test e del fatto che bisogna mettere un po' di ordine, perché qua finisce che i test c'è un po' un cane che si mangia la coda, no? Oggi noi sappiamo che il test rapido, lo diciamo ai cittadini, funziona. È accreditato e dà ragione al dottor Rigoli quando 5 mesi fa, e voi siete testimoni di questa storia, diceva attenzione che si trovano pezzi di RNA a forza di ricercare, tanto è vero che adesso escono in continuazione articoli e dicono, tanto è vero che i cittadini non lo sanno, ma so che anche per altri virus è il famoso cut-off, cioè oltre il quale non si va. Se tu cerchi il virus dell'AIDS, a un certo punto ti fermi, non è che lo vai all'infinito, giusto? Nella ricerca. Allora, cosa vi dico? Adesso potete spostarvi dal sensore, per favore? O spegnetelo, grazie. Dicevo, allora, questo è lo scenario, adesso passo la parola alla dottoressa Russo e al dottor Rigoli, però inizierei dal dottor Rigoli per dire cosa. Allora, questa è un'ordinanza innanzitutto, quello che vi ho detto è un'ordinanza che vi consegniamo. Da quando la firmo, quindi facciamo da domani, nel senso dalle ore 24 faremo, no? Attenzione, con un po' di pazienza e di buon senso, che non è tutto, cioè non è un jukebox, nel senso che manderemo i moduli a tutte le scuole in maniera tale che i genitori possano essere contattati in via preventiva, danno l'autorizzazione, se mai accadrà che dobbiamo fare un piano di screening nella scuola. Sì, non è che domani mattina uno dice io ho mio figlio da testare perché non sono andati a scuola, ve lo dico, cioè, questa è una macchina da 707.000 studenti e 95.000 operatori. Allora, detto questo, su questo noi cerchiamo anche qui di essere innovatori a livello nazionale. Dall'altro lo siamo con i test rapidi, perché al dottor Rigoli va riconosciuto il merito di aver lanciato i test rapidi a livello nazionale. Per mio tramite, perché poi io ho sempre parlato col Ministro, ho scritto, ma lui ce li testa. E lui è diventato riferimento nazionale perché tutte le aziende, tutte le novità a livello internazionale mandano a noi quelle macchinette lì che sembrano quasi degli iPhone, no? Sono delle macchinette speciali, adesso vedrete cosa fa. Vi mostriamo, solo per solleticare l'attenzione
e far capire che evoluzione è in corso, perché noi siamo pronti anche con la saliva, ma ve ne parleremo i prossimi giorni, rapida, non molecolare, perché la molecolare per noi è già acquisita, e vi facciamo vedere il test rapido tampone che evoluzione ha già avuto al suo interno. Le facciamo vedere? Se vuoi spiegare, guarda, mettiti qua. Sì. Adesso si prepara la dottoressa Russo. Sì. Andiamo a fare la dottoressa Russo, dottore? No, adesso facciamo. No. Allora, io direi questo, che vi facciamo vedere la partenza. Dopo tutta la discussione e le domande le facciamo dopo, perché facciamo partire il test, che lo facciamo anche davanti a voi, con la risposta che sarà in 10 minuti. La grande evoluzione che vedrete adesso è la raccolta che viene fatta, che abbiamo pensato di utilizzarla per le scuole, e dobbiamo anche pensare a pazienti che hanno problemi come quelli che sono in terapia anticoagulante, che abbiamo visto che a volte con il tampone nasale si creano delle emorragie, e quindi abbiamo praticamente utilizzato e testato quello che vedrete adesso. Vi comunico già che quello che vedrete è già approvato dall'FDA, sia la strumentazione che il tipo di raccolta che stiamo facendo. E quindi adesso io lascerei, siccome stiamo pensando anche all'autosomministrazione del test, io chiederei al Presidente di sottoporsi. No, ma digli che non si infila più lo stesso. No, ma volevo fare, non si deve più infilare il campione a livello rinofaringeo, ma è sufficiente andare sulla fossa nasale. Adesso vedrete come viene fatto. Questo l'abbiamo pensato per bambini, pazienti di questo tipo. Questo è permesso perché il test veloce è di una sensibilità notevolissima. Pensate che questo test arriva anche a prendere dei campioni che hanno quei CT elevatissimi, intorno a 37-38 di amplificazioni, quindi ci permette di fare questa cosa. Allora io, Presidente, ti passo il tampone e ipotizziamo la possibilità di autosomministrazione. Prima si infilava tutto, no? Adesso si fa così. Allora, questo qui lo stemperiamo, aspetta, mi tolgo, che così intanto spiego come avviene, rimane qui. Viene stemperato in una provetta, vedete, viene liberato l'ipotetico antigene viene stabilizzato, prima estratto dalla sostanza che è contenuta nella provetta e poi stabilizzato, e questo test poi viene messo in un microchip. Il microchip è già posizionato, poi ve lo farò vedere, nello strumento, e poi parte il test. Viene messo il microchip naturalmente deve ecco, hai già messo la goccia, quindi viene chiuso lo strumento e da questo momento parte il test. Ci vogliono 10 minuti. Mi tolgo, poi vedremo il risultato, speriamo bene. Se no, altro che crozza. Qui mi sposto e lascio. No, però scusate, significa, voi pensate sempre, perché il nostro pensiero, e noi ci sentiamo tante volte al giorno, i bimbi. Cioè è come mettersi le dita nel naso, non bisogna farlo, soprattutto in periodo di Covid, però non ha più l'invasività di 12 cm, 10-12 cm di tampone che deve entrarti fino alla, come la definisce Rigoli, alla cantina, no? Ma qua ci fermiamo nell'anticamera della cantina, cioè nella parte del naso che comunque è facilmente esplorabile e non dà dolori. Sì, concludo dicendo questa cosa, poi riprendiamo. Questo è uno strumento che abbiamo... vuol dire che c'è roba che non funziona. No, è il rumore che fa di sottofondo. Quanto costa la macchinetta, che non pensano?
La macchinetta costa 1.000 euro, costa poco, ma comunque con l'utilizzo dei device viene abbattuto il costo. Devo dire che questo è uno dei 4 sistemi approvati appunto dall'FDA, abbiamo anche lottato per averlo. Posso solo raccontare dietro le quinte che noi abbiamo vissuto, l'avevamo chiesto, doveva arrivare e insomma il Presidente ogni settimana chiedeva, ma è arrivato ogni giorno. Una volta è arrivato il pacco con la roba rotta dentro. Esatto, questa è la questione. Cioè di tutto è accaduto durante il Covid. Esatto, va bene. Sì, facciamo parlare la dottoressa Russo e poi... Possiamo fare una domanda dopo? Fatele dopo, cioè qui facciamo subito la domanda. Allora volete far subito? Prego. Buongiorno. Buongiorno dottor Rigoli, volevo chiederle qual è l'antigene che viene utilizzato che individua appunto se c'è il Covid o no? Allora, voi avete visto uno strumento, stanno arrivando altri strumenti che identificano la proteina N, che identificano l'S1 S2 che che rappresenta ogni tanto parte ed è il momento in cui mescola il preparato. No, mi ha riconosciuto. Lascio la... No, io volevo capire, scusi, buongiorno dottore, quindi questo test, questo sistema è nuovo rispetto al passato? Cioè, Sì, assolutamente, è un sistema, allora, guardi, è un sistema assolutamente innovativo anche per la sensibilità del metodo, mentre noi prima utilizzavamo dei sistemi che evidenziano la presenza dell'antigene senza amplificarlo, qui semplifica un po' le cose, ma viene amplificato il segnale. Ecco perché si avvicina alle performance che ci sono in biologia molecolare. In biologia molecolare noi amplifichiamo il codice genetico, qui viene amplificato il segnale che è legato all'antigene. Mi scusi se per capire, quindi questa è un'anteprima ed è quello che farete nelle scuole, giusto? Sì. Chi è che ha inventato questo apparecchietto? Ma guardi, la storia di questo apparecchietto è abbastanza lunga, ma vi dico che è stata una start-up americana che poi ha avuto tutta un'evoluzione con delle multinazionali. Posso dire una roba? No, sta qua. Rigoli si è presentato da me 2 anni fa, mi fa, guarda sta smart card, no? Facciamo vedere una cartina, la vedete che è un microchip. Con un costo di quanto? €1? Un euro. Ci possiamo mettere una goccia di sangue e avere l'emocromo. Capite che pensate a una casa di riposo, fai i prelievi, qualcuno addirittura carica il paziente in ambulanza per portarlo a fare il prelievo. Capite anche a livello di sanità cosa significhi di servizio al cittadino. Io ho detto, ma perché non lo facciamo? Allora io ho detto, bisogna che assolutamente innoviamo, neanche a farlo apposta, perché poi è un Big Bang questo, no? La macchinetta è stata adattata a una smart card per il Covid e lui, avendo conoscenza di questo, è riuscito a fare questo passaggio velocemente. L'innovazione, a parte i tempi, e direi che l'innovazione è che qui non si infila più tutto lo stecco, per noi resta tutto lo stecco del tampone rapido, ma questa addirittura ti permette di fare solo un po' di narice e via, come vi ho fatto vedere, perché lo stecco che io ho utilizzato è quello del tampone rapido, solo che si deve infilare dentro tutto. Quindi lo stecco è lo stesso, solo che ci si infila le dita nel naso, cioè la proporzione è quella, però il dottor Rigoli ha detto per 2 volte questo è stato approvato dall'FDA, quindi dall'organismo americano. Sì. Significa che in Italia non è stato approvato? No, allora, in Italia non è che non è stato approvato, non è arrivato e quindi adesso è arrivato, lo abbiamo sperimentato noi come primo punto, ma sicuramente questo qua adesso passerà tutte le vie. Tuttavia c'è anche da dire che quando uno strumento è passato per l'FDA, che è l'organo tecnico mondiale più stringente,
sicuramente viene accettato da tutte le nazioni, è sempre stato così. Io non ho ricordi di un test che sia passato dall'FDA e poi che sia stato bocciato da qualche ente nazionale. Quindi nelle scuole la vostra intenzione è di fare questa, oltre che nei pazienti bambini, quelli a rischio, eccetera? Volete fare Sì, noi, corto, chiamiamolo. Sì, noi abbiamo pensato giustamente di utilizzarlo per questo, ma anche di posizionare questi strumenti. Adesso voi avete visto questo, ma ce ne sono altri che verranno fuori fra un po', probabilmente fra 15 giorni avremo ulteriori novità e abbiamo pensato di metterli al pronto soccorso. Anche? Questi sì. Di quante ne abbiamo ormai? Allora, porto un esempio. In questo momento nell'ULSS di Rovigo, che aveva fatto una gara per un test del sangue, ne ha acquistati, credo che ne abbiano quasi una ventina, e che adesso riciclano proprio per il Covid-19. Per quanto riguarda la gara, noi abbiamo fatto appunto due lotti, uno che riguarda i test rapidi, quelli in saponetta come vedete, e uno invece che riguarda gli strumenti. E noi pensiamo che ci sono più ovviamente produttori e quindi pensiamo che sarà fatto un salto avanti. Sono milioni di test che noi abbiamo chiesto. Per assicurare un'azienda potrebbe comprarselo e quindi saltare tutto il passaggio degli operatori sanitari specializzati? Cioè c'è bisogno dell'intervento del medico, di un infermiere specializzato, oppure uno se lo può comprare e fare? Guardi, adesso io dico questa cosa qua, che noi stiamo pensando di arrivare all'autosomministrazione. Ci saranno delle evoluzioni che partiranno da qui e che permetteranno ancora più a basso costo di avere dei test. Secondo me l'idea che penso di condividere un po' con tutti è che quando vengono fatti i test in autosomministrazione ci sia un sistema, un'app che si colleghi con la regione e che quindi vengano rilevate le positività. L'idea potrebbe essere quella che queste positività poi inducono quasi in automatico una prenotazione per il test di conferma in biologia molecolare. Sì, diciamo che questo che sta dicendo il dottor Rigoli, per noi, no, lascia pure, guarda, tanto mi sento, per noi è già realtà. Penso che nel giro una settimana, 10 giorni ve lo facciamo anche vedere. Se è una roba che uno va a comprarsi, se lo fa, è chiusa lì. Io capisco che sembriamo dei pazzi, però la colpa è sua. Però è anche vero che se qua nessuno si muove su sto fronte e restiamo appesi al laboratorio o quant'altro, non me ne voglia il dottor Rigoli, ma so che condivide queste idee, noi non riusciamo a fare screening di massa come sono previsti. E poi considerate che portiamo a casa un know-how pauroso per tutte le altre eventuali patologie, tutti i screening che potremo fare. Cioè, Covid ha dato un impulso sul fronte del testing, della diagnostica, che è pauroso. Del resto la massa critica è talmente tanta che vi ho detto prima, da un tampone rapido coreano siamo passati a 20 aziende che piazzano tamponi rapidi. Quindi nelle scuole noi abbiamo questo che avete visto, oppure sempre il tampone rapido che ci avrebbe già dato il risultato da 3-4 minuti perché è ancora più veloce, però ovviamente si infila il tampone dentro. La saponetta? No, tampone rapido. Infatti, gli possiamo dare dei nomi giusto per battezzarli? Ma io direi che quello è il mezzo tampone, questo è il tampone e sono tutti e due rapidi. Beh sì, un mezzo tampone è quello lì, anzi un terzo di tampone. Tampone di morto. Direi il baby tampone e il tampone. Questo è il baby. Però ragazzi, a me interessa che i bambini non restino traumatizzati. Guardate che non possiamo infilare 10 cm di tampone nel naso. Allora, Presidente, per fare un attimo chiarezza e non scrivere noi cose sbagliate, a scuola voi utilizzerete questo, che non è per niente, e il tampone rapido, che vuol dire solo nel naso e non nella gola, giusto? Sì. Perfetto. Giustamente, noi stiamo aspettando ovviamente la gara, perché questi
noi non abbiamo come gli strumenti che coprono tutto il Veneto, per cui noi partiremo, giustamente come mi dice la dottoressa Russo, partiremo con i test rapidi a Saponetta e man mano che la gara va avanti e verrà giudicata noi passeremo a questi test. Tenete conto che l'altro vantaggio che tu intendi a Saponetta vuol dire tampone rapido? Tampone rapido. No, non pungidito. Noi abbiamo un tampone rapido che glielo facciamo vedere? Sì. Qui non ce l'abbiamo. Non l'abbiamo, no. Beh, sto qua, è solo che il reattivo invece di metterlo lì lo si mette in una saponetta. Si mette in una saponetta. Quando partite, dottore, scusate? Siamo pronti? Noi lunedì già chi ha questi strumenti qua già parte. Io penso che Rovigo è già ha chiuso, abbiamo il risultato nel frattempo e fortunatamente il risultato è negativo perché fai a foto che poi non si dica in giro, perché dopo Trump adesso tutti agitati. Ma partite dagli asili, dalle elementari, com'è il programma? Ma guardi, dopo forse è meglio che lasciamo parlare. Non vorrei che ci fosse un equivoco. Noi non facciamo 700.000 test. Nell'aula dove c'è il ragazzo positivo si va a fare. Ho capito, ma quindi riguarda tutti, dalla scuola dell'infanzia fino ai 707.000 ragazzi. E cosa dice il risultato? È negativo? Può vedere? Fateglielo vedere, così capiscono. Presidente, intanto chiedo... Pensa se zero positivo, io fotografavo Noi potremo mandare Rigoli da Trump, potete scriverlo senza problemi. Per questo baby tampone bisogna comunque chiederà sempre al Ministro Speranza una sorta di autorizzazione, benedizione o no, perché comunque il principio è sempre lo stesso del test rapido. Il Ministro Speranza non ha autorizzato il tampone rapido, ha autorizzato i test rapidi antigenici e questo è un test rapido antigenico. Certo. Che fra l'altro è certificato, per cui non è... quindi questa è la... avendo autorizzato il Ministero i test rapidi antigenici, questo è compreso di default. Sì, per noi sì, lì nell'ordinanza non c'è scritto tampone rapido, anche perché il test rapido antigenico, diciamolo fino in fondo, è anche quello della saliva, per cui il Ministro non è che ogni volta fa un'ordinanza. Non è specifico per ogni strumento, per ogni... No, però è partito dal tampone rapido. Passiamo alla dottoressa Russo che ha robe importantissime da dirci. La donna del piano. La donna. Allora. Adesso l'attenzione è tutta su Rigoli. Aspetta un attimo. Allora. Ci sarebbe anche la privacy però, Ah sì? Perché non ha scritto il nome. Scriva il nome se non riesce a scrivere il nome. Riesce ancora a scriverlo? Vabbè, per rifarlo è un attimo. Allora, buongiorno a tutti. Adesso torniamo al discorso della scuola che ha accennato il Presidente. Allora, quello che andrà in ordinanza è praticamente un protocollo operativo che riguarda la gestione dei contatti di un soggetto positivo. È un protocollo che riguarda la gestione dei contatti di un soggetto che è risultato positivo. Si può trattare di un bambino, di un ragazzino, insomma fino alle scuole secondarie, oppure può trattarsi di un insegnante o di un operatore che all'interno della scuola dovesse risultare positivo. Allora, noi abbiamo previsto un protocollo operativo che, come diceva il Presidente, va incontro a due ordini di fattori. Uno è quello di avere il controllo della diffusione eventuale del contagio all'interno della scuola e questo è il principale. Il secondo è quello di agevolare la individuazione di altri soggetti positivi e di evitare spostamenti o problemi ai genitori che devono portare i bambini perché vengano controllati come contatti stretti.
Dobbiamo considerare però 2 ordini di fattori, che ci sono i bambini piccoli, quelli facenti parte della scuola dell'infanzia e quelli del primo anno della scuola primaria, quindi i bambini fino a 6 anni compiuti, dove adottiamo un certo tipo di comportamento, e poi invece i bambini che vanno dai 7 anni in su fino alla scuola superiore. Allora consideriamo che per i bambini piccoli fino ai 6 anni, fino alla prima elementare, se abbiamo un soggetto positivo all'interno della classe, tutti vanno in isolamento. Questo perché? Perché il tipo di comportamento e il rispetto delle distanze non può essere garantito come i bambini che hanno praticamente una maggiore capacità, insomma, di gestire il proprio comportamento, e anche le attività sono diverse. Quindi per i bambini, se troviamo, per semplificare, in un asilo nido un positivo, li testiamo comunque, però tutta la classe va in quarantena, tutta la sezione interessata va in quarantena. Se invece ci troviamo di fronte ad un positivo che parte dalla seconda elementare, lì viene valutato. Che cosa viene valutato? Intanto dobbiamo dire, come abbiamo detto in altre occasioni, che noi abbiamo un referente Covid all'interno di ogni scuola e in corrispondenza un referente Covid all'interno delle aziende ULSS. Quindi nel momento in cui c'è un positivo, subito c'è questo tipo di comunicazione, viene identificata la classe, i bambini o gli studenti che fanno parte di quella classe, gli insegnanti che ruotano attorno a quella classe e anche i rapporti che questa classe ha avuto con il resto della scuola, perché ci possono essere delle attività che vengono fatte tipo intersezioni, oppure con il personale scolastico. Allora, l'operatore della scuola, insomma, si mette d'accordo con l'operatore dell'azienda ULSS, e quindi l'ULSS si organizza per andare a fare i tamponi in classe. Fa i tamponi in classe, intanto valuta se la scuola è affidabile dal punto di vista del rispetto delle misure. Questo non per dire che le scuole non sono affidabili, lo sono sicuramente, però è chiaro che noi dobbiamo avere garanzia che la scuola è stata in grado di mantenere le distanze interpersonali, di essersi organizzata al meglio per rispettare quelle che sono le pratiche di igiene respiratoria che abbiamo sempre portato avanti. Quindi, avuto questo tipo di garanzia, si fa il tampone. Se non troviamo soggetti positivi, quindi casi secondari rispetto al caso positivo che è stato individuato, la classe non viene messa in quarantena, cioè i bambini, i ragazzi possono continuare la frequenza scolastica, a condizione che vengano rafforzati alcuni tipi di comportamento, sia all'interno della scuola sia nell'ambito della vita di comunità dei soggetti stessi. Quindi sarà necessario mantenere ancora di più quelle che erano le indicazioni che avevamo dato, rafforzate dal fatto che la mascherina viene mantenuta anche in condizione statica, cioè mentre prima sapevamo che la mascherina non viene mantenuta durante la lezione, ma viene messa quando lo studente si sposta oppure dopo aver consumato la ricreazione nei movimenti che fa. In questo caso questi 10-15 bambini o alunni della classe mantengono anche in condizione statica la mascherina, quindi mentre seguono la lezione. 2, vengono evitate tutte quelle attività che possono essere in comune, quindi laboratori, attività fisica, eccetera, ore di ginnastica, quindi la classe lo fa da sola. La ricreazione viene fatta in un momento diverso rispetto a tutti gli altri, questo per evitare che ci siano dei momenti di ricreazione comune e che magari non sempre si riesca a mantenere quel comportamento che è corretto. Questo per quanto riguarda la scuola. Per quanto riguarda la famiglia e la vita in comunità, per i 14 giorni in cui comunque il soggetto potrebbe sviluppare dei sintomi, è molto importante che la famiglia, alla comparsa di qualsiasi sintomo, avvisi subito il servizio di igiene e sanità pubblica e il medico.
Poi deve essere misurata la temperatura tutti i giorni e deve essere registrata dall'insegnante. Se questo non viene fatto in classe, cioè non può essere fatta a scuola, viene fatta a casa, ma viene comunque riportata. E poi si chiede ai genitori di evitare per questi 14 giorni che i bambini frequentino palestre, piscine, vadano alle feste, facciano queste cose, perché è chiaro che abbiamo un atteggiamento di sorveglianza che non è isolamento, ma è, diciamo, un tipo di condotta che deve essere abbastanza rigorosa. Dopo 5-7 giorni o comunque non oltre 10 giorni dal contatto con il caso positivo, quindi con il compagno di classe, viene fatto un secondo tampone. Quindi questo è un meccanismo che consente la continuità scolastica, che è estremamente importante, ma nel contempo non abbassa la guardia su quello che potrebbe essere l'insorgenza di un caso secondario. Questo è quello che noi abbiamo scritto nel nostro protocollo. Per quanto riguarda l'insegnante è chiaro che il discorso è più semplice, perché nel caso dell'insegnante positivo viene valutato quali sono stati i suoi contatti e i suoi comportamenti. Sappiamo anche che l'insegnante mantiene una certa distanza, diciamo, dagli studenti, e quindi anche per l'insegnante vale la stessa cosa, sia in termini di comportamento extrascolastico, e penso che insomma un adulto sia in grado di ottemperarlo, sia per quanto riguarda la sorveglianza, quindi l'autosorveglianza, che comunque deve essere garantita. E poi, se si tratta di un insegnante di una scuola dell'infanzia e della prima elementare, anche i bambini vengono messi in isolamento. Se invece si tratta, come abbiamo detto prima, di bambini più grandi o addirittura insomma di ragazzi e adolescenti, questi continuano ad andare a scuola con le precauzioni che abbiamo detto. Quindi questo è il nostro protocollo. È chiaro che se dovesse cambiare lo scenario epidemiologico, cambierà anche il protocollo. Se invece in una classe già al primo, diciamo, approccio allo screening, oltre al caso sintomatico, troviamo altri soggetti, è chiaro che viene predisposta la quarantena. Voglio chiarire anche una cosa, perché arrivano diverse domande e anche ci sono diversi interrogativi riguardo al contatto di contatto. Allora, il bambino che è contatto stretto, quindi della classe, di un soggetto positivo, non implica che il genitore del contatto rimanga a casa. Quindi, se non ha avuto contatto diretto con il caso positivo, la vita continua normalmente. Quindi il contatto di contatto non è soggetto ad isolamento. Quindi, allora il bambino A è il soggetto positivo, il bambino B è il compagno di classe che è risultato negativo, ma che è stato, diciamo, messo in sorveglianza particolare, come abbiamo detto, o addirittura può essere stato messo in quarantena. Il genitore del bambino messo in quarantena, che non ha avuto contatto diretto col caso A, non è soggetto a quarantena a sua volta. Quindi il contatto di contatto non ha bisogno di stare a casa, questo è importante. Poi un'altra cosa che abbiamo voluto, insomma, anche in accordo con l'ufficio scolastico regionale organizzare, è la riammissione a scuola, perché su questo, insomma, c'è stato all'inizio, ma è anche comprensibile, un po' di confusione. Allora, intanto dobbiamo, e c'è anche una circolare ministeriale che chiarisce per certi versi quello che dobbiamo fare, dobbiamo considerare il sospetto Covid da non sospetto Covid. Perché il soggetto che non è sospetto Covid, e abbiamo fatto, come preannunciava anche il Presidente, una infografica che cerca di chiarire questo tipo di concetto, allora il soggetto col semplice raffreddore, non accompagnato da febbre, senza vomito, senza diarrea, senza tutta una serie di sintomatologie che molto simili purtroppo sono alla sindrome influenzale, non ha bisogno di stare a casa, quindi il naso che cola da solo non ha bisogno di stare a casa. Se il soggetto che presenta il mal di testa, il mal di ginocchio, la sindrome, i dolori mestruali, non ha bisogno di stare a casa, o perlomeno se ha bisogno di stare a casa non deve essere considerato un sospetto Covid, quindi rientra a scuola solo con la giustificazione, come si faceva finora, sempre quando uno sta a casa perché non sta tanto bene, per una qualche sintomatologia che non è riconducibile a Covid. Abbiamo poi
esplicitato qual è la sintomatologia riconducibile a Covid e comunque la conosciamo. In questo caso il genitore naturalmente sente il pediatra o il medico di medicina generale. Se questo sospetto viene confermato anche dal medico, questo prescriverà il test. Il bambino, il soggetto farà il test. Se il test è positivo viene preso in carico dal servizio di igiene e sanità pubblica con tutto quello che ne consegue e che già conosciamo e abbiamo sperimentato. Se invece il test è negativo, il soggetto può rientrare, finita la sintomatologia, può rientrare a scuola o con l'attestazione del medico che dice il test è risultato negativo, il soggetto è riammesso in comunità, oppure presentando a scuola il referto del test negativo. Quindi questo dovrebbe dare insomma un po' di tranquillità sia agli operatori scolastici che devono riammettere in comunità gli studenti, insomma i bambini, sia i genitori che non devono correre insomma ad avere necessariamente l'attestazione per la riammissione. Abbiamo eliminato il discorso dell'autodichiarazione perché ha creato confusione, sia perché insomma il momento non dà una tranquillità nel momento in cui si passa con l'autodichiarazione, quindi abbiamo da una parte la certificazione o attestazione nel caso di sospetto, oppure la giustificazione normale se il Covid non c'entra niente. Queste sono le cose insomma principali. Poi volevo dire anche un'altra cosa, volevo dire che, e ne ho parlato anche l'altra volta, sul senso di responsabilità, che non è una cosa assurda, ma è una cosa fattibile e deve assolutamente essere fatta, perché non possiamo pretendere che a scuola i bambini e gli studenti stiano con la mascherina a distanza di 1 metro, 2 metri, se fanno attività fisica e tutto il resto, e poi usciti dalla scuola fanno il pigiama party, la festa di compleanno e fanno tutte queste cose. Allora ci vuole il buon senso, non è necessario fare ordinanze o grandi prescrizioni. Rientra nella condizione insomma di responsabilità di ognuno quello di evitare tutto quello che è evitabile. Non ho detto una cosa importante a questo proposito. Tra le raccomandazioni di cui prima, nel caso in cui il soggetto è sotto sorveglianza, anche se non in quarantena, è chiaro che è bene non fare in modo che vada a trovare i nonni in quei 14 giorni in cui noi stiamo aspettando se si manifesta o meno un sintomo, perché quelli che dobbiamo proteggere sono soprattutto i soggetti anziani, che sono quelli più fragili. Quindi abbiamo una procedura di buon senso che consente di mantenere il lavoro per i genitori e la scuola per gli studenti e dei comportamenti corretti che non sono solo la mascherina, ma si devono sposare con un certo tipo di responsabilità. Grazie. Mi scusi dottoressa, una precisazione per gli insegnanti, perché in questo momento anche loro hanno così qualche timore. Allora, nel momento in cui c'è un alunno positivo dai 6 anni in su, abbiamo capito cosa succede per il resto della classe, ma per gli adulti, quindi sia i professori che gli operatori scolastici, cosa succede? Allora, anche loro naturalmente, se sono stati, parliamo della scuola dell'infanzia, se l'insegnante è l'insegnante che ha seguito il gruppo dei bambini e lì abbiamo dei positivi, anche l'insegnante viene messo in quarantena. Il personale scolastico che svolge attività trasversale e che non ha invece che non ha passato con i bambini 6 ore, 7 ore, cioè sempre a contatto, può entrare nel discorso che dicevamo prima. Viene fatto il test, viene sorvegliato, si automonitora, dopo 7 giorni viene rifatto il test e si mantiene naturalmente questo tipo di sorveglianza che consente comunque il mantenimento sia del lavoro che della funzionalità della scuola. Nel caso della scuola dell'infanzia è chiaro che le misure sono più restrittive per i motivi che abbiamo detto prima. Dottoressa, scusi, nel caso in cui nella classe prima A salta fuori questo bambino positivo e poi si fanno i tamponi e ne saltano fuori altri, qual è il numero tale per cui mettete tutta la classe in quarantena? Cioè anche uno più uno? Anche 1 più 1. Altro? Altre domande? Grazie dottoressa. Scusa, soltanto 2 al volo per il Presidente. Allora il Presidente si riprende posto, grazie. Sì, prego. Allora, una credo che abbia già
parzialmente risposto alla dottoressa Russo, ma insomma gliela rifaccio perché è notizia di adesso che anche il Lazio, è arrivato adesso l'ordinanza, dopo la Campania e altre regioni hanno reimposto l'obbligo di mascherina all'aperto. Noi ce l'abbiamo in Comelico, volevo capire se voi, regioni del nord, vi state sentendo per capire se c'è un provvedimento simile anche al nord. E la seconda cosa rapidissima, quando potrà riaprire l'aeroporto di Treviso? Insomma, il tema dell'aeroporto di Treviso non ve lo so proprio dire, cioè non compete a noi, non è chiuso da un provvedimento di sanità pubblica. No, è una scelta aziendale, cioè su questo no. Invece volevo dire, noi stiamo monitorando i dati, ovviamente col tavolo di professionisti, in primis la dottoressa Russo, valutiamo tutte le misure. In questa fase ancora non abbiamo valutato il tema dell'obbligo della mascherina e non escludo che si possa passare anche a una fase successiva. Ad oggi no, domani è un altro giorno, no? Come diceva Rossello Ara. Considerate che qui i dati sono fondamentali e il Veneto ha sempre dimostrato di aver saputo leggere i dati. Lasciatemi dire una roba che prima forse ho detto in maniera molto veloce. Noi diamo i test rapidi ai medici, abbiamo molti medici che ci hanno chiesto disponibilità. Ringrazio tutti coloro che lo faranno perché agevolano il nostro lavoro, ma soprattutto danno un servizio ai loro pazienti che è unico, nel senso che il paziente che è a casa con la febbre piuttosto che ha sindrome influenzale e deve fare la diagnosi differenziale, capite che tra andare all'ospedale in un punto di accesso rapido o far direttamente tutto col proprio medico di base è una roba assolutamente che è unica. Spero che molti aderiscano a questa nostra disponibilità. È un fatto, si lascia la discrezione, noi non possiamo obbligare i medici, però veramente la preghiera che faccio io è che i medici ne approfittino, facciano squadra come l'abbiamo sempre fatta. Quando dico medici intendo anche i pediatri di libera scelta, quindi i pediatri di base, perché questo vorrebbe dire agevolare di molto il lavoro dello screening e del piano di sanità pubblica. Considerate che noi abbiamo 2-3 chilometri di coda in alcuni punti di accesso rapido. E quando potete cominciare a distribuirli ai medici? Ecco, questa domanda mi permette di dire l'altra cosa, cioè evitiamo di mandare messaggi già fra un'ora e dire che non c'è il tampone, cioè, adesso noi siamo nelle condizioni di giro di 2 o 3 giorni di dare allora chiedo ai pazienti di essere pazienti ancora per un attimo rispetto ai loro medici, che non vadano lì subito dai medici a chiedere il tampone, perché non è così. Poi ricordo a tutti i pazienti che non tutti i medici li vogliono, i tamponi rapidi, per cui sappiano che possono trovarsi davanti al loro medico che non li fa. Dall'altro noi penso che nel giro di una settimana li portiamo a regime. Ieri abbiamo fatto l'ultima riunione con i nostri, c'era l'ingegner Fattori che è chiamato a vedere i numeri e a distribuire il magazzino. Penso che da lunedì noi iniziamo a distribuire i medici che ce lo chiedono. In via sperimentale, però capite che è una rivoluzione epocale, siamo gli unici in Italia a farlo. Ecco, non vorrei che qualcuno mi viene a dire, perché è già capitato, che nelle farmacie le altre regioni lo fanno. Fanno il pungidito, è il pungidito, c'è la goccia di sangue, non c'entra niente con questa roba qua. Noi ci affidiamo ai medici di base. Qua questa volta bisogna essere, cioè, un corpo unico, perché altrimenti veramente non ce la facciamo. Perché sono molti i test che facciamo. Altro? Allora, facciamo un po' d'ordine. Balzan, Giacomuzzo e la collega di Rete Veneta, scusa, Antena 3. Vai. Presidente, lei ha detto che da lunedì riprendono le riunioni quotidiane con la Protezione Civile e con il dottor Borrelli. Perché? Cioè, abbiamo dei dati preoccupanti a livello nazionale e seconda domanda, quindi riprenderanno quotidiani questi incontri qui all'unità di... No, gli incontri con voi, Alda, no per il momento, però non escludo che possa, se la situazione diventa più acuta, sia giusto che quantomeno un bollettino e 2 parole ai cittadini deve essere fatto. E questo lo posso dire con tranquillità, le campagne elettorali sono passate, non ho bisogno di fare campagna elettorale ma di parlare ai cittadini. Dall'altro, vedendo i dati francesi che sono i nostri dirimpettai, pensando che hanno 16.000 contagiati al giorno, noi siamo ancora a dati bassi,
È pur vero che noi siamo stati molto più efficienti nel piano di sanità pubblica, abbiamo fatto le cose fatte bene, quando loro invece pensavano che fossimo noi gli unici infetti, no? Ricordate i francesi che dicevano dobbiamo chiudere le frontiere all'Italia a febbraio-marzo? Però io penso che sia giusto che il tavolo di coordinamento mattutino lo si faccia, perché io l'ho trovato molto utile. Penso, lo posso dire senza, lo chiedete a Borrelli, sono stato forse l'unico presidente che ha partecipato a tutti i 200 tavoli, 150 tavoli, sono tutte registrate le riunioni, quindi potete chiederlo. Io li ho trovati utili perché comunque è un tavolo di confronto che dura mezz'ora tutte le mattine e senti anche le novità, capisci anche se c'è qualcosa da aggiustare rispetto a errori che hanno fatto altri o errori che hai fatto te, che qualcuno ti dice guarda, noi abbiamo risolto così. Per dire, la vicenda dei tubi che si congelavano, io la cito sempre, per i grandi flussi di ossigeno, noi l'abbiamo, anzi io l'ho carpita in una discussione al tavolo, altrimenti noi ci saremmo trovati con i tubi che si congelavano. E chi ha avuto il problema l'ha detto subito, guardate che c'è questo problema, cercate di cambiare gli ugelli e le manichette dell'ossigeno perché si congelano gli impianti. Un altro Presidente, lei favorevole alla proroga dello stato di emergenza? Ma guarda, io penso che questa vicenda si possa gestire senza tutte queste proroghe, se devo essere sincero. Penso che noi dobbiamo avere misure assolutamente date in mano alle regioni che hanno dimostrato di essere efficienti. Dopodiché lo stato di emergenza ha due componenti, una di scartoffie, nel senso che lo stato di emergenza permette delle procedure molto più snelle, l'altra è quella dei poteri. Cioè, oggettivamente lo stato di emergenza interpretato come è interpretato oggi in Italia lascia tanti e forse anche eccessivi poteri in capo non al Parlamento ma a singole persone, quindi direi che è il caso di fare una profonda riflessione sulla durata e sull'opportunità e sulla qualità dello stato di emergenza, perché capite, stato di emergenza sotto bisogna vedere cosa ci scrivi anche. Giacomuzzo e poi Parisi. Mi ricollego a questo discorso, quindi anche le ordinanze che per esempio sono in scadenza, quelle regionali, il 3 ottobre riguarda il pubblico negli impianti sportivi. Sì, e altri. ho dimenticato di dire, è oggi nell'ordinanza, la facciamo ad hoc per la singola partita, perché io non mi prendo la responsabilità e trovo assurdo fare ordinanze di media gittata da 10-15 giorni, un mese, quando noi stiamo monitorando giorno dopo giorno. Quindi adesso affrontiamo le prossime partite, stiamo sempre parlando del massimo di 1000 posti distanziati se ci stanno, se no ne mettono meno di 1000. Considerate che il tema vero è che da qui ai prossimi giorni, alle prossime ore, noi le riflessioni dovremo fare sempre di più sugli assembramenti e questa è la vera sfida. Noi siamo stati vincenti perché abbiamo evitato gli assembramenti, è nata qui in Veneto, fra l'altro dalla mia idea, l'idea, vi ricordate i 200 metri da casa? Quante parole una goccia papa e 200 metri da casa? Però insomma ci ha aiutato ad affrontare quel tema che era pericolosissimo della creazione di assembramenti. Allora, mi ha scritto un signore, mi ha scritto ma dove sei finiti tutti i runner? Giustamente non ci avevo pensato. E i cani? Tutti i cani con assustamoe. Vabbè, però ci stava, insomma, abbiamo chiesto dei sacrifici ai veneti, che i veneti sono stati eccezionali. I veneti dovrebbero avere loro il premio Nobel per come hanno affrontato il lockdown. Abbiamo dato una lezione di civiltà al mondo. I veneti seguono le indicazioni che vengono suggerite dalle istituzioni da voi, cioè fatevi il vaccino anti-influenzale. Federpharma dice noi non ne abbiamo per il ventenne e il quarantenne che insomma non ne hanno, non sono in automatico. Il vaccino è fortemente raccomandato. Noi abbiamo con Federpharma. Sì, lo ha fatto l'assessore, adesso lascio la parola, però vi ricordo che noi abbiamo 1.330.000 dosi. Siamo a 4 milioni e 9, ci arrivate da soli a fare il conto. Ovvio che abbiamo l'obbligo per legge di garantire la dose di vaccino alle categorie, diciamo, sensibili a rischio, no? Gli over 60 o 65? 60. Gli over 60 e le persone immunodepresse, le persone che hanno patologie, insomma. E dopodiché arriviamo anche a chi è in perfetta forma fisica, che non ha nessun problema, non è in queste categorie.
Quindi la distribuzione dei vaccini nelle farmacie noi la vogliamo fare, vogliamo dare una mano, però capite che prima dobbiamo garantire che le categorie a rischio, che per legge hanno questo diritto, siano coperte, perché la farmacia lo può vendere a Luca Zaia, che non è una persona che è in queste categorie, e sottrae una dose magari a un pensionato, a un anziano che ha magari diritto ad avere il vaccino. C'è questo problema, no? Però noi vogliamo che il network si crei. Assessore, vi dice, ha fatto l'incontro stamattina. No, spiacente, ma meglio che lo rispondi dopo. Ma finisco di rispondere, poi vi dà anche un aggiornamento sul meteo, ragazzi. Oggi in casa ho tutto il giornale fatto. Parisi, starete bene. Sì, Antena 3, grazie. Sì, Presidente, buongiorno ancora. Buongiorno. Lei ha detto che non si esclude che anche qui in Veneto possa essere adottata la misura che prevede l'utilizzo delle mascherine obbligatorie anche di giorno. Rispetto ai dati che ci ha fornito adesso, qual è la soglia oltre la quale, se c'è? Non siamo nelle condizioni di parlare di soglia e non siamo neanche nelle condizioni di escludere, perché chi è che può escludere che non ci sia l'obbligo della mascherina? Però l'appello che faccio ai cittadini è di utilizzarla, cioè non serve che il Presidente della Regione faccia un'ordinanza, non è vietato utilizzare la mascherina. Io la utilizzo praticamente dappertutto, a volte bevo acqua e mi rendo conto che ho ancora la mascherina su. E cercate di utilizzarla più, ma è la verità, cercate di utilizzarla più che potete. L'1,8% dei nostri medici, ve lo dirò all'infinito, si sono infettati, che è un dato bassissimo, e lavoravano con i pazienti Covid semplicemente perché utilizzavano la mascherina. Insomma, avete qui il dottor Rigoli, lui lo maneggia il virus, ecco, e non è mai diventato positivo. Cioè, si è tutelato nei periodi peggiori. Prego. Ancora Ranzan, sì. E poi Posso passiamo all'assessore Lanzarini e all'assessore Bottacci. Sono intervenuti alcuni esponenti politici, tra cui il suo omologo della regione Lazio, Zingaretti, che è anche segretario del PD, che si dice favorevole ad una riforma del titolo V della Costituzione. Il Veneto sta aspettando invece sul fronte dell'autonomia una riforma costituzionale. Lei come la vede? Ma riforma per titolo V. Riforma per scriverci cose? Beh, questo non lo so. Non so perché vogliono riformare. Potrebbero, lo dico, lo vogliono riformare per togliere la possibilità di dare l'autonomia? Vogliono riformarlo per scrivere l'autonomia in maniera puntuale sul titolo V, in maniera tale che poi nessuno abbia più nulla da chiedere? Non lo so, bisognerebbe capire cosa intendono. Però siccome siamo davanti a una montagna di perditempo, perché a Roma c'è il lobby nazionale perdere tempo, io dico che noi è 3 anni che stiamo aspettando l'autonomia. Modifica il titolo V, se la faranno, la farà il Parlamento, non me ne frega niente. Adesso ci diano l'autonomia, cioè noi siamo già arrivati ai tempi supplementari, cioè che adesso non ci sia un'altra novità. Però ripeto, non so cosa sia il contenuto della modifica del titolo V, però penso che il governo abbia tutti gli strumenti per dare una risposta al Veneto. Anzi, sono convinto, non è che lo penso. Posso fare un'ultima domanda al volo, approfittando che c'è anche la dottoressa Russa, sì. Cosa eccezionale. Oggi noi tutti abbiamo scritto che il Veneto ha avuto il boom di contagi più importante d'Italia. Ecco, volevo capire cosa sta succedendo, c'è un allarme specifico, ci sono nuovi focolai, sono solo focolai familiari, cosa succede? Ci sono focolai familiari, abbiamo dati vecchi che sono stati caricati, una quota è questo. Abbiamo dei focolai importanti come ad esempio, a parte pensate alla caserma Zanusso che fra l'altro l'ha fatta Rio, quanti ne hai? 70? 61 ne hanno, tutti asintomatici. Abbiamo i cantieri navali, evitiamo di dire nomi di aziende, con 122, pakistani, indiani, e quindi cluster direi para-aziendale, cioè nasce in azienda ma poi si prosegue con la vita di comunità. Beh, gli 80 del Comelico, sì, quelli dei 3 comuni del Comelico, sì, quello è il dato, cioè non è che abbiamo avuto. Poi ragazzi, con questi dati che vi mostro tutti i giorni, 1.900.000 tamponi, 1.400.000, cioè cosa volete fare? Cioè noi ne troviamo uno di positivo, rincorriamo tutti i suoi contatti, ne troviamo altri 2 o 3 di positivi, a quelli rincorriamo i contatti, c'è un domino, avete capito? Se no io dovrei dire rallentiamo col testing, ma mi sembra una nazione poco etica e poco seria. Cioè, paghiamo anche lo scotto di fare robe fatte bene. E a questo punto e vi dico sempre, guardate gli ospedali,
cioè quello è il mio termometro, no? Adesso passerà la parola a Lanzarin, poi l'assessore, e intanto noi andiamo. Avete qualcosa che per il dottor Rigoli e la dottoressa Russo? Grazie. Poi c'è Bottaccini anche per il mezzo. Assessore, se ti stringi un attimo così stringo l'inquadratura. Allora sì, stamattina ho incontrato i vertici di Federfarma Veneto. La questione che ho visto che avete riportato anche nei vostri giornali è quella relativa ai vaccini, quindi il vaccino antinfluenzale. Voi sapete che c'è stata l'intesa siglata quindi tra Stato e Regioni che prevede una percentuale minima dell'1,5% e poi a discrezione delle regioni dei vaccini che ogni singola regione ha acquistato e quindi si è approvvigionata. Chiaramente le farmacie dicono che sono troppo pochi, voi sapete che l'1,5% rispetto appunto a il 1.350.000 che noi abbiamo acquistato corrisponde circa a 20.000 dosi. L'anno scorso dicono che avevano utilizzato 68.000 dosi, quindi siamo sotto a quelli che hanno utilizzato e hanno venduto l'anno scorso. Hanno già, dicono, insomma, molte richieste, quindi chiaramente sono venute a chiedere se possiamo alzare quella percentuale. Io prevedo di fare appunto un po' il punto lunedì con la dottoressa Russo e la dottoressa Scroccaro, quindi prevenzione farmaceutica, capire anche un po' come si stanno muovendo nelle altre regioni, e la volontà è sicuramente quella di cercare di alzare quella percentuale, di andare incontro a queste esigenze. E poi, siccome giovedì 7 c'è la Commissione Salute a livello nazionale, è una delle questioni che sicuramente discuteremo, perché non è una questione che riguarda solo il Veneto ma tutte le regioni, perché il governo e quindi il Ministero della Salute e AIFA siano impegnati anche a cercare di recuperare più vaccini, in modo da avere più vaccini un po' per tutti e poterli quindi dividere in maniera diversa. È chiaro che noi abbiamo con la prevenzione fatto un calcolo che, prevedendo comunque una massiccia richiesta di vaccinazioni quest'anno ai soggetti a cui è raccomandata gratuitamente, e quindi ricordiamo gli over 60, prima c'era gli over 65, quindi abbiamo 5 corti in più quest'anno, no? Quindi è un aumento maggiore. A tutte le persone che sono immunodepresse o che hanno comunque patologie varie dai 6 anni in su, quindi a chi ha il diabete, insomma chi può avere altre patologie, a tutti gli operatori del sistema sanitario, quindi anche quelli ospedalieri ma anche quelli delle strutture extraospedaliere, e voi capite insomma che siamo un po' preoccupati per il fatto che abbiamo paura di non avere vaccino per tutti. Nei servizi essenziali sapete che sono comprese anche le forze dell'ordine, sono già arrivate le richieste dei vigili del fuoco piuttosto che quelli delle dogane. È chiaro che dobbiamo un attimo capire come riusciamo a garantire la vaccinazione a tutti, in primis ai soggetti che sono per scala insomma quelli che hanno priorità. Però la volontà insomma con Federfarma c'è sicuramente di cercare di aumentare quella percentuale. E altre domande? No, solo una curiosità, assessore, il governo e AIFA hanno detto dove eventualmente si possono recuperare altre dosi di vaccino, perché al momento in Italia sembra che sia praticamente impossibile. No, infatti si parlava non certo in Italia, ma eventualmente insomma in altri paesi, però non abbiamo oggi dei dati o conoscenza. Sarà una delle discussioni, appunto ripeto, che visto che c'è Commissione Salute, anche tra gli argomenti c'è anche appunto il discorso appunto che riguarda tutte le regioni, capire appunto se c'è anche una data, perché probabilmente ci potrebbe essere, ma potrebbero arrivare a novembre. Voi sapete che noi iniziamo con la campagna il 12 di ottobre, quindi tra una settimana più o meno. È chiaro che quindi bisogna anche capire come, da un punto di vista tempistico, quando potrebbero arrivare appunto queste dosi in più, insomma questi approvvigionamenti nuovi, però non lo sappiamo. Altre domande? Bene, passo la parola all'assessore Bottaccini per la situazione del maltempo. Buongiorno.
Allora, praticamente sta per attraversare, anzi è già iniziato ad attraversare la nostra regione un fronte meteo particolarmente intenso. È una tipologia di evento tipicamente autunnale e sostanzialmente il bollettino, noi questa mattina ci siamo trovati esattamente in questa sala per fare il punto della situazione alla luce degli aggiornamenti di questa notte, questa mattina, i nostri software, e il bollettino di ieri sostanzialmente viene confermato con l'unica differenza che il picco del fenomeno che era previsto per questa notte, quindi fra oggi e domani, invece sarà nella giornata di domani, quindi uno spostamento un po' più avanti del picco. Le zone particolarmente interessate rimangono confermate, quindi la montagna e la pedemontana bellunese, trevigiana e vicentina. In modo particolare c'è la pedemontana trevigiana e la Valbelluna che sono in zona individuata con il colore rosso e quindi stato di allarme, mentre le altre zone sono in colore arancione. Mi riferisco in modo particolare alla criticità geologica, quindi rischio frane, e alla criticità relativa ai corsi d'acqua minori, quindi non quelli principali, quelli minori. Quelli principali avranno un innalzamento del livello, in modo particolare stimiamo su Livenza, Bacchiglione, Brenta, ma quelli secondari avranno un innalzamento ancora maggiore, in modo particolare, visto che la zona particolarmente colpita è quella anche della pedemontana trevigiana, ci attendiamo livelli alti sul Muson, sul Monticano, sul Meschio, insomma sui corsi d'acqua che riguardano, che insistono in quella zona. Le precipitazioni previste vanno da 60-70 mm nell'arco delle 48 ore a una media di 100-150 mm con fenomeni locali che possono spingere queste precipitazioni anche a 200-300 mm di pioggia. Ci saranno venti forti, soprattutto nella giornata di domani, che in quota, sottolineo in quota, arriveranno anche a oltre 100 km/h, nelle vallate invece saranno con delle raffiche a velocità minori. Il fatto che nel bollettino trovate delle aree indicate in rosso significa che c'è un fenomeno particolarmente intenso. Il bollettino che si colora di rosso accade mediamente 1 o 2 volte all'anno, quindi è una cosa abbastanza rara, e in tanti mi hanno chiesto se noi partiamo sempre, viene fatto il confronto con Vaia. Allora, con Vaia tutto il Veneto era rosso, in questo caso solo una zona, ma c'è quella zona che è in rosso e la parte della montagna bellunese prevede fenomeni particolarmente intensi piovosi, è in arancione, non sarà Vaia, ma teniamo presente che saranno comunque fenomeni intensi, il che significa che da un lato, quando abbiamo i bollettini con questi colori arancione, rosso, qualche problema storicamente si prevede e si verifica. E quindi attenzione alla giornata di domani, se possibile si consiglia di rimanere a casa, quindi di non andare in giro se non vi è la necessità, e attenzione al fatto anche di non sottovalutare la cosa, perché alcuni mi dicono quando c'era Vaia era tutto rosso, adesso c'è solo una zona in rosso, però teniamo presente che il bollettino va letto alla luce anche di quanto Vaia ha lasciato, e cioè che il territorio si è modificato in maniera importante, si è mosso tutto, abbiamo già attivato oltre 1700 cantieri, ma non è ancora terminata l'opera di mitigazione del rischio. Io l'ho detto del giorno dopo, ho detto guardate che quello che ha fatto Vaia è anche creare dei problemi, perché le opere di difesa, Arginale, Briglie eccetera sono state danneggiate, quindi la condizione di sicurezza è minore rispetto a quella che c'era prima. Quindi siccome i lavori non sono ancora terminati, è evidente che una attenzione particolare va posta.
E naturalmente la sala operativa qui dietro è aperta H24, ci saranno dei bollettini no casting anche, non solo quello classico quotidiano nel primo pomeriggio, ma ce ne saranno anche nell'arco della giornata di oggi, della nottata e della giornata di domani. Oggi alle 15:30 il prefetto di Belluno mi ha chiesto un collegamento, l'ho già sentita stamattina, per essere aggiornata su quella che è la situazione e l'evoluzione meteo, quindi ovviamente siamo come al solito in stretto contatto con tutte le strutture che hanno in qualche maniera un'interazione con eventuali interventi di soccorso, quindi da Veneto Strade piuttosto che la sanità, in modo particolare il 118, il SOEN 118, ma anche i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i prefetti, insomma tutti gli enti coinvolti, i sindaci che sono già stati preallertati già dal bollettino di ieri, quindi rimane questa situazione. Domande allora Banzan, Parisi. Assessore, scusi, l'invito domani, se potete restate a casa, e la previsione di punte di pioggia fino a 300 mm riguarda solo le due zone rosse, cioè la Pedemontana Trevigiana e la Val Belluna? Allora, dicevo prima, noi abbiamo prevediamo precipitazioni consistenti in tutta la zona montana e pedemontana, vicentina, bellunese e trevigiana, quindi lì ci saranno le precipitazioni maggiori. Le criticità relative ai corsi d'acqua secondari e a rischio frane sarà ancora più marcata nella Val Belluna e nella pedemontana trevigiana. Ovviamente quando ci sono fenomeni meteo, ma questa è una regola che vale sempre, particolarmente rilevanti, l'invito è quello di mantenere la distanza dai corsi d'acqua, non sostare sopra i ponti, quei classici atteggiamenti che purtroppo spesso vediamo invece che poi provocano, a volte è già successo nella storia purtroppo, anche degli spiacevoli episodi che a volte si sono conclusi in maniera tragica, quindi quelle accortezze che sono tipiche, il fatto che siano previsti anche venti forti, se uno sta a casa ovviamente è meno esposto al fatto che voli un oggetto che gli arrivi addosso, insomma, ecco. Parisi. Assessore, buongiorno. Senta, viste le previsioni con quel previsto picco di acqua che si avrà domani, la coincidenza con questi venti forti anche di scirocco, quali le previsioni per la marea su Venezia? Ma le previsioni che ho visto io parlavano fra 130 e 140 centimetri. Sopra il medio mare, quindi vuol dire che in Piazza San Marco, ad esempio, che è uno dei livelli più assolutamente. Venezia arriva sui 40 centimetri? Adesso non ricordo anche di più, sì. Ecco, quindi si parla di più di mezzo metro presente in Piazza San Marco? Sì, poi dopo io leggo i giornali perché non è una competenza della Regione, ma leggo che verrà utilizzato il MOSE e quindi sarà il primo collaudo vero del MOSE, se viene utilizzato, come leggo appunto, lo testimoniate voi, in pratica, perché fino adesso è stato collaudato come collaudare una Formula 1 spingendola, perché il vero collaudo del MOSE si fa con il mare in una condizione, cioè col mare e col vento che spingono, perché sennò è come, ripeto, collaudare una Formula 1 spingendola col motore spento. Signori, vi ringraziamo. È terminata la lunga conferenza stampa a Fiume del governatore Zaia, tante le novità emerse a partire dalla nuova ordinanza regionale per quanto riguarda le scuole e la gestione di eventuali casi positivi. Naturalmente ci torneremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali con tutti i dettagli anche dei nuovi test rapidi, la volontà proprio di applicarli nelle scuole, ma continuiamo a parlare di coronavirus e della gestione dell'emergenza, soprattutto nelle strutture, nelle case di riposo che, lo sappiamo, lo ricordiamo, essere stati un punto debole in tutta l'emergenza. Lo facciamo con le nostre due ospiti che ringrazio soprattutto per la pazienza di questa attesa. Saluto subito la dottoressa Paola Casson, direttore dei servizi sociali dell'USL 5 Polesana. Buongiorno dottoressa, bentrovata.
Grazie e buongiorno a voi, buon pomeriggio. E buongiorno anche alla dottoressa Ornella Luppi, coordinatore emergenza Covid-19 nelle case di riposo. Buongiorno anche a lei dottoressa e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, ai telespettatori dico subito il numero 0422 1626 764 per intervenire in diretta, per fare delle domande alle nostre ospiti. Allora inizio subito da lei, dottoressa Cassone. Le chiedo di farci una fotografia del vostro territorio, soprattutto per quanto riguarda proprio queste strutture, le case di riposo, e quindi la gestione di quanti ospiti e quanti operatori vi trovate ad affrontare sul territorio dell'USL 5. Bene, io provo a darvi qualche informazione e qualche dato, perché tra l'altro siamo in un momento dove ogni tanto fa bene a tutti, compresi a noi, fare un po' il punto della situazione rispetto a quando siamo partiti. Allora, ci ricordiamo tutti che il 21 febbraio a Vouganeo, e quindi a soli 40 km da Rovigo, venivano segnalati i primi casi di positività, che alla data del 30 giugno avrebbero portato a quasi 20.000 casi su tutta la popolazione regionale. Allora, nella provincia di Rovigo, quindi un'area pianeggiante a sud del Veneto, tra i due fiumi, ma direttamente confinante con zone ad alti tassi epidemici come sono stati Padova e Verona, e con una popolazione tra le più vecchie del mondo, ripeto, si sono registrati tassi di infezione decisamente più bassi rispetto al resto della regione e chiaramente anche al resto dell'Italia. Pur sapendo che la nostra popolazione, come ve lo dicevo, è nel contesto dell'Italia una delle popolazioni più anziane, ed essendo l'Italia seconda solo al Giappone come indice di vecchiaia, potremmo dire che nel Polesine siamo tra le popolazioni più vecchie del mondo. Allora, questo è un dato importante per guardare alla nostra provincia, perché l'anziano è considerato una persona fragile, con le sue fragilità, poi se parliamo di strutture residenziali, per cui questo poteva essere un elemento che in qualche modo favoriva la circolazione del virus. Allora, noi abbiamo nel nostro territorio 19 strutture residenziali per anziani non autosufficienti e ne abbiamo 4 strutture per anziani autosufficienti, con un numero totale di ospiti che sono sopra i 2080 persone, e operano in queste strutture 1900 operatori, per cui stiamo parlando di quasi 4000 persone che operano all'interno delle strutture per anziani. Se guardiamo i dati e quello che è successo all'interno della nostra provincia, rimaniamo sempre colpiti dal fatto che abbiamo avuto veramente un'incidenza molto bassa. Se noi dovessimo andare a vedere la cartina della nostra regione, potessimo colorare le province con intensità diverse in relazione al numero dei casi, vediamo che la provincia di Rovigo è quella che ha avuto assolutamente meno casi sia di infezione ma anche di deceduti, perché insomma abbiamo avuto veramente pochi casi, seppur in sofferenza, ma insomma abbiamo avuto rispetto al resto meno casi di positivo e anche meno deceduti. Allora, complessivamente che cosa abbiamo avuto in tutta la nostra provincia? Quindi su questi numeri che sono enormi, stiamo parlando di circa 4.000 persone, abbiamo avuto positivi 107 ospiti complessivamente in tutto questo periodo e 36 operatori. Ma di questi 107 ospiti positivi una parte importante erano nelle strutture per disabili, perché in realtà anziani non autosufficienti, che vi ripeto sono 2000, abbiamo avuto in tutto questo periodo solamente 12 casi di positività e 5 strutture solamente su 20 coinvolti. Allora, è il momento del bilancio, quindi che cosa ha favorito questa situazione? Stiamo facendo anche noi valutazioni rispetto alla nostra organizzazione. Il territorio, pensando alla popolazione anziana, sicuramente non era un elemento che poteva favorire una situazione epidemiologica di questo tipo. Probabilmente, anzi, siamo convinti, mi sento di dire convinti, che il nostro territorio ha agito molto bene rispetto alla tempestività degli interventi, cioè siamo riusciti a intervenire e intercettare in tempi rapidissimi situazioni critiche
per intervenire dal punto di vista organizzativo e confinare quei pochi casi che abbiamo avuto di positività. Una delle cose che abbiamo fatto, ma insomma non solo noi, in tutta la regione Veneto e sicuramente rispetto alle indicazioni regionali, se voi pensate che abbiamo fatto in questo periodo, siamo arrivati a quasi 33.000 tamponi, quindi mediamente gli operatori e gli ospiti hanno avuto in questo periodo 7 tamponi. Quindi la rapidità nel intervenire e quindi nell'agire in relazione a quei piccolissimi focolai o piccoli casi singoli che si stavano creando è stato, pensiamo, il nostro fattore di successo. La nostra azienda, come da indicazione regionale, ha istituito un team multidisciplinare e la dottoressa Lupi era il coordinatore, che era disponibile 24 ore al giorno, sabato e domenica compreso, per intervenire immediatamente nelle strutture in caso di situazione di criticità. Ecco, quindi dottoressa Lupi, sentendo le parole della dottoressa Casson, non si è trattato di fortuna il fatto di avere pochi casi, ma di un'organizzazione che è andata ad individuare tempestivamente eventuali casi, ad isolarli e quindi ad evitare che si creassero quei focolai che abbiamo visto in altre parti d'Italia aver causato molte vittime proprio nelle case di riposo. La dottoressa Casson ha parlato di un team multidisciplinare, composto da chi, dottoressa? Da medici di diverse unità operative che vanno a far capo principalmente all'unità operativa cure primarie, poi un'altra unità operativa disabilità e non autosufficienza, membri del team dell'igiene pubblica, medici e tecnici della prevenzione, questo poi componenti del servizio sociale dell'azienda e servizi infermieristici. La Regione da questo punto di vista aveva dato delle linee che prevedevano l'intervento solo di determinate specialità. Noi abbiamo fatto un'integrazione proprio per nostro, diciamo, principio, per nostra preoccupazione. Ecco, la nostra preoccupazione è stata quella di aggiungere tutte quelle professionalità che secondo noi erano determinanti per poter operare in maniera completa, non solo in termini di risoluzione delle situazioni di emergenza, ma anche in termini preventivi per contenere lo sviluppo dell'infezione a livello territoriale in tutte le strutture. Ecco, quindi come e quando è intervenuto, ma interviene immagino ancora, questo team multidisciplinare? Allora, guardi, io credo che sia necessaria una premessa, perché il team multidisciplinare da solo, per quanto possa essere diciamo pronto, fatto di persone competenti, credo non avrebbe potuto sortire particolari diciamo, risultati se non avesse agito su un terreno favorevole. E il terreno favorevole nasce molto prima che il nostro territorio fosse interessato dal problema del Covid. Vale a dire, già da tempo, noi da qualche anno a questa parte avevamo predisposto un sistema di coordinamento sanitario delle strutture protette che prevedeva una stretta collaborazione non solo della figura medica del coordinatore sanitario, come sono io in realtà, ma anche la collaborazione di altre figure, per esempio infermieristiche. La convenzione, adesso si parla di accreditamento, comunque per esprimerci in parole semplici, il termine convenzione tutti capiscono cosa voglia dire. Questo contratto, diciamo, di convenzione delle strutture con l'azienda ULSS prevede che ci sia un referente infermieristico delle strutture che si deve mettere in contatto, diciamo, con noi e lavorare con il coordinatore sanitario da parte ULSS, quindi un referente per la struttura, uno per l'ULSS. Ma ci siamo resi conto negli anni che era troppo poco, che il medico, per quanto possa essere preparato, non è nella forma mentis di entrare bene nella
attività di assistenza che viene fatta nelle case di riposo, nelle strutture protette. Quindi la dimensione assistenziale non è propria del medico. Dunque noi ci siamo fatti aiutare, abbiamo integrato anche questo tipo di attività che era rutinaria, diciamo, prevista semplicemente dalla Convenzione, aggiungendo anche in questo caso delle collaborazioni che hanno consentito di sviluppare un rapporto molto intenso con le strutture e che non è stato soltanto di controllo da parte nostra, ma è diventata proprio una collaborazione. Le strutture hanno cominciato a vedere l'ULSS come quell'ente che gli poteva dare anche un aiuto per farli crescere, aumentare le competenze. E questo ha fatto proprio sì che quando è partito il problema del coronavirus noi avessimo già un ottimo rapporto di fiducia e stima reciproca, al punto che all'inizio è bastato molto poco per far partire tutta la macchina di messa in sicurezza delle nostre strutture rispetto al Covid. Per farvi un esempio, il focolaio di Vo è del 21 febbraio, il giorno dopo ero in una struttura la cui direzione mi chiese se secondo me il virus fosse arrivato anche qua da noi. Secondo lei, dottoressa, arriva il virus? Io gli ho risposto sì, per me questa volta arriva, punto. Il giorno dopo, 22 di febbraio, quella struttura ha cominciato a chiudersi, a chiudere e a contingentare gli ingressi dei visitatori, chiudere i varchi, eccetera, eccetera. Ora, capite quindi che quello di cui parlava prima il direttore dei servizi sociali, il discorso della tempestività, che è stato forse almeno all'inizio l'elemento più importante per riuscire a portare a casa questo tipo di performance, è stato possibile perché c'era un humus favorevole nel quale noi abbiamo potuto intervenire. Le nostre strutture hanno iniziato a chiudersi il 22, il giorno dopo lo scoppio del focolaio di Vo. Alla data del 8 di marzo le strutture erano tutte chiuse. Teniamo presente che le indicazioni regionali in merito hanno iniziato con una prima nota dell'8 marzo e con una successiva più dettagliata del 16. Ma noi siamo arrivati prima, le nostre strutture sono arrivate prima. Allora dottoressa, io vi interrompo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria, ma poi entriamo proprio nel dettaglio di come è stata gestita tecnicamente. Abbiamo capito insomma una chiusura anticipata rispetto a quelle che erano state poi, che sarebbero state poi le linee generali, e questo ha permesso di isolare, ma poi vediamo anche come siete intervenuti e come state ancora intervenendo in questo momento. Quindi ci fermiamo pochissimi istanti di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta con l'ULSS 5 e la gestione nelle case di riposo della pandemia. Tra poco. Rieccoci in diretta, stiamo parlando della gestione dell'emergenza coronavirus nelle case di riposo da parte dell'ULSS 5. Con la dottoressa Luppi si era delineato, si era fatto il quadro di questo team multidisciplinare intervenuto, ma che ha collaborato sin dall'inizio, ancora prima ci spiegava dell'emergenza coronavirus con le case di riposo. Dottoressa, quello che volevo capire era come si è intervenuti nel momento in cui si è identificato un caso sospetto che poi è risultato positivo, come si sono poi isolati gli altri anziani per evitare che quella casa di riposo diventasse poi un focolaio più ampio. Ecco, allora anche in questo caso dico che l'integrazione tra più professionalità è stata l'arma vincente. E vi spiego perché. Stando alle organizzazioni standard, nel focolaio infettivo dovrebbe intervenire principalmente l'igiene pubblica attraverso una struttura che si chiama GOR, Gruppo Operativo di Risposta Rapida, che contempla chiaramente personale medico e tecnico della prevenzione. Questo però nelle case di riposo probabilmente non è sufficiente. Perché? Perché all'interno delle strutture ci sono delle particolari dinamiche relazionali e socioassistenziali
che non sono note all'esterno, cioè solo chi conosce molto da vicino questo mondo si rende conto che alcune misure possono non essere sufficienti o adatte a risolvere il problema in quel contesto. Perciò anche in questa circostanza il nostro team è intervenuto affiancando i membri dell'igiene pubblica per fare un'operazione congiunta. Tant'è che per essere sempre operativi abbiamo istituito addirittura un servizio di pronta disponibilità per i membri del team parallelo a quello dell'igiene pubblica. Orbene, una delle prime e più importanti azioni messe in campo è stata la formazione. Quando siamo intervenuti le prime volte negli scenari di crisi, la cosa di cui ci siamo resi conto principalmente era la totale o grandissima impreparazione, ma non solo delle strutture, sia ben chiaro, anche nostra. Tutti abbiamo avuto bisogno di formarci perché di fronte a questa evenienza del tutto inusitata e che non era nemmeno prevedibile soltanto un mese prima, la preparazione non ce l'hai, o meglio, di teoria ne sappiamo tanta, ma poi la pratica è un'altra cosa. E quindi una delle prime azioni che abbiamo fatto è stato chiedere l'intervento del nostro servizio protezione e prevenzione, che è entrato con noi dentro le strutture interessate e ci ha fatto materialmente scuola. Abbiamo imparato tutti, sia noi che loro, che le strutture. Mi riferisco all'uso dei DPI, dispositivi personali di prevenzione, di sicurezza, la vestizione, la svestizione, come si smaltiscono e cose del genere. Poi altro tipo di intervento è stato quello di dividere le strutture in nuclei, non solo la parte delle persone infette, ma anche la parte delle persone in isolamento perché contatti o sospetti, e soprattutto le sezioni di sani. Uno direbbe: cosa c'entra? I sani possono stare tutti assieme. No, se noi riusciamo a dividere anche la popolazione sana in nuclei tra di loro non comunicanti in alcun modo, significa che se per caso all'interno di uno di questi entra una persona infetta e mi sparge l'infezione, quella rimane lì, limitata all'interno di quel nucleo, e tutta la rimanente parte della struttura rimane indenne. Quando si parla di separazione e di creazione di questi nuclei, però non parlo soltanto di una separazione di tipo strutturale con le porte, significa anche che non ci deve essere nessuna commistione con il personale, ovvero bisogna avere delle equip dedicate che lavorino solo in uno e non nell'altro. Qualora sia necessario, per esempio di notte, avere degli operatori che passano da un nucleo all'altro, lo devono fare utilizzando DPI nuovi, puliti, quando si entra in un nucleo. All'uscita, prima di entrare nell'altro, cambio dei DPI, igienizzazione delle mani, insomma tutte le misure di sicurezza. Altra cosa di grande rilievo, il discorso dei percorsi sporco-pulito. Anche questo non è stato facile. Bisogna dire che le nostre strutture, come tutte credo, non sono nate in previsione del Covid e nemmeno di una emergenza infettivologica similare. Quando io studiavo all'università, più di 30 anni fa, ormai sono vecchia, le malattie infettive erano state quasi un po' messe da parte, erano una materia di serie B, si studiarono in maniera abbastanza leggera. Col passare degli anni invece tutti ci stiamo rendendo conto che ritornano alla cronaca come problematiche sempre più presenti. Però loro ritornano in auge e noi siamo impreparati, questo è il problema. Anche dal punto di vista strutturale, le strutture anche più nuove, più moderne, appena inaugurate, presentano dei grossi limiti nella separazione sporco-pulito, percorsi eccetera, perché sinceramente sì, è vero, ci sono i requisiti che lo prevedono, ma siamo stati tutti abbastanza all'acqua di rose nell'applicarli e nel pretendere che venissero realizzati. Abbiamo perciò dovuto mettere in cantiere delle strategie, se vogliamo anche empiriche, che però evidentemente hanno funzionato. Per esempio, nel caso in cui ci fosse un unico percorso dal refettorio per portare i cibi, i carrelli
all'interno dei reparti, lo stesso vale per la biancheria pulita, insomma in generale il pulito. Abbiamo utilizzato soluzioni tipo ascensori, il carrello principale entra in un ascensore, si ferma al piano ma non esce, lì arrivano gli operatori di quel nucleo, di quel reparto con il loro carrello personale, prendono il materiale su loro e rientrano nel reparto non dopo essersi sanificati. Il carrello principale che era sull'ascensore rimane e sale al secondo piano e così via per tutti i piani. Altre volte abbiamo usato scale di emergenza, per esempio, poi per portare fuori il materiale usato, lo sporco, i residui dei pasti, che ovviamente dovevano essere tutti monoporzioni e tutto materiale a perdere. Per farlo uscire senza che potesse ritornare nel percorso attraverso il quale arriva il pulito, abbiamo usato scale di emergenza, abbiamo messo delle specie di scivoli alle finestre o alle terrazze dai quali il materiale cadeva direttamente dentro bidoni scarrabili che poi venivano portati via dalle imprese di pulizie. E quindi diciamo che alla fine abbiamo dovuto entrare anche in ambiti abbastanza empirici per riuscire a mettere assolutamente in sicurezza, direi quasi in maniera maniacale, le nostre strutture, che hanno fatto grandissimi sforzi in tal senso e non possiamo che ringraziarle e anzi congratularci per quanto sono riuscite a fare in tal senso. Dottoressa, altro argomento. Sì, mi perdoni, no, volevo dire che ha descritto degli interventi che credo che la maggior parte di chi ci sta ascoltando non immagini nemmeno, nel senso che il lavoro che è stato fatto va ben oltre quella che era il semplice isolamento del caso positivo. Si è fatto un lavoro incredibile e che naturalmente va premiato, e lei infatti ha ringraziato tutti perché è stato un impegno. Immagino che quello che volevo chiederle è: sta continuando ancora, immagino, questo tipo di lavoro, di modo di intervenire? Sì, certo. Naturalmente in questo momento abbiamo la fortuna o il merito di non avere casi positivi nelle nostre strutture e di conseguenza stiamo applicando delle procedure un po' più, tra virgolette, tranquille relativamente a quanto ci viene indicato per la fase 3. Significa ad esempio che abbiamo lasciato aprire le strutture alle visite da parte dei familiari, ma anche in questo caso in maniera assolutamente presidiata. Noi abbiamo visitato tutte le strutture, non solo nella fase 1/2 nei focolai emergenziali, ma anche successivamente in, tra virgolette, perdonatemi l'espressione, tempo di pace. In questo secondo giro, in questa seconda valutazione, abbiamo verificato e assieme abbiamo costruito quelle modalità che servivano per prendere e mettere in sicurezza anche le modalità con cui, tra virgolette, aprirci un po' all'esterno. Parlo ad esempio di sistemi di plexiglass, hanno costruito delle bolle particolari dove i familiari possono entrare in una stanza che accede direttamente dall'esterno senza attraversare la struttura, circondate da una bolla di plexiglass dove possono parlare tranquillamente, vedere in tempo reale completamente l'ospite, solo non toccarsi. Ma con la totale separazione e la totale impossibilità che il virus possa entrare. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Bruno, chiamo da Marconna. Sì. Io volevo dire, io ho mia figlia che va a scuola e penso che ci sia una situazione analoga da considerare, di cui sento poco parlare purtroppo. Cioè, come nelle sale operatori ci sono dei sistemi che purificano l'aria, cioè anzi più che purificarla, diciamo, la sterilizzano, noi abbiamo a Milano un gruppo di ragazzi che ha messo su una startup e ha costruito un sistema che in 20 minuti cambia l'aria in una stanza e la sanifica, cose certificate dall'ospedale che non mi ricordo come si chiama, di Milano, comunque tutto eccetera. Allora io mi chiedo come mai nelle scuole, nelle case di riposo eccetera non vengano utilizzati questi sistemi, visto che si trasmette per via aerea. Mi pare ovvio che bisognerebbe sanificare l'aria, perché se si sanifica l'aria in una scuola
in un ospizio, in quello che è, si ottiene che non c'è più trasmissione del virus. La ringrazio, grazie per questa telefonata, dottoressa Luppi. Vuole rispondere? Ora dobbiamo essere precisi, il virus non si trasmette con l'aria o quantomeno è assolutamente improbabile, si trasmette con i droplet, che sono quelle piccole goccioline di saliva che noi emettiamo involontariamente quando parliamo, tossiamo, starnutiamo, eccetera, eccetera. Ecco perché ci dicono che dobbiamo portare assolutamente sempre la mascherina quanto più si possa e così via. Per quanto riguarda il discorso dell'aria nelle strutture protette, le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità prevedono proprio che debbano essere fatte, allora, che quando si può venga escluso il ricircolo dell'aria, cosa che viene fatta ovunque si possa fare. In tutti i modi sono previste anche operazioni di pulizia e sanificazione degli impianti che prevedono proprio di smontare i filtri, pulirli e disinfettarli prima di rimontarli, con una cadenza che è minimo una volta al mese, ma in realtà noi sappiamo anche per nostre indicazioni che nelle strutture viene fatto di gran lunga più frequentemente. Fermo restando che nella maggior parte dei casi hanno attivato la capacità di evitare il riciclo dell'aria. Poi naturalmente bisogna arieggiare quanto possibile, adesso almeno finché la stagione ce lo consentirà. Dottoressa Casson, alla luce anche dei dati che stanno arrivando, siete preoccupati per i mesi a venire o l'esperienza, il bagaglio di esperienza fatto nel pieno dell'emergenza nei mesi scorsi vi fanno star tranquilli senza però naturalmente mai abbassare la guardia? Ma io credo che in queste situazioni non bisogna mai abbassare l'attenzione. Bisogna sempre, pur avendo situazioni come la nostra, essere pronti ad intervenire e a questo punto mettere in campo la competenza e l'esperienza che abbiamo acquisito in questo periodo. Non molliamo, nel senso che siamo anche molto rispettosi, lo dobbiamo essere rispetto alle linee regionali che giustamente danno le indicazioni a noi, come lo danno a tutte le altre aziende che magari hanno anche qualche focolaio all'interno delle strutture residenziali. Cioè noi oggi continuiamo a fare i tamponi a tutti gli ospiti, a tutti gli operatori ogni 30 giorni e probabilmente arriveranno delle linee regionali, le stiamo aspettando, che intensificherà in questo periodo lo screening ogni 20 giorni. Continueremo sempre con il tempo e con la condivisione che abbiamo fatto con le strutture residenziali a fornire tutti i dispositivi di sicurezza, quindi quando parliamo di dispositivi di sicurezza intendiamo le mascherine, gli occhiali, i camici, i guanti, tutto quello che può servire ad aiutare al distanziamento e a evitare, a ridurre il rischio infettivo. E l'altra cosa che continuiamo a presidiare e sulla quale prestiamo attenzione è l'integrazione con le strutture, che sono poi gli elementi che ci hanno consentito di portarci a casa i risultati, cioè questa forte alleanza di cui parlava anche la dottoressa Luppi con le strutture è fondamentale. Quindi noi abbiamo avuto un incontro anche ieri con una rappresentanza delle strutture, delle case di riposo, insomma delle strutture residenziali. Dobbiamo tenere stretta questa alleanza e condividere ed essere pronti a intervenire in qualsiasi momento. Risale a 10 giorni fa, dottoressa Luppi, che ci siamo sentiti alla mattina, abbiamo avuto un caso di positività di un operatore, una struttura residenziale, telefonata, appena avuto la risposta, telefonata alla dottoressa Luppi, dopo un quarto d'ora era già dentro la struttura. Cioè deve essere questa la modalità, riuscire a rilevare immediatamente attraverso lo screening il caso, ma immediatamente agire. Quindi la nostra organizzazione ormai sta lavorando, si è fatto l'esperienza, ha acquisito competenza in questo periodo, quindi forte alleanza con le strutture e con le famiglie, che è l'altro elemento importante, perché abbiamo avuto anche da parte delle famiglie, giustamente credo, insomma, il desiderio di riallacciare i rapporti e le relazioni con i propri familiari, quindi dobbiamo capirci anche con le famiglie sul rischio che si corre a riprendere i contatti che oggi non è possibile, così come li avevano prima. Capacità di rilevare immediatamente la situazione problematica, intervento immediato e quindi l'attenzione non potrà essere abbassata. Noi siamo
relativamente tranquilli, perché questa è la situazione, ma siamo anche pronti ad intervenire se dovesse esserci un aggravamento della situazione, ecco. Grazie davvero alla dottoressa Cassona, alla dottoressa Luppi dell'USL 5 Polesana, grazie davvero, e da parte mia complimenti per come è stata gestita e per essere riusciti insomma a contenere, anzi quasi ad essere nelle vostre strutture Covid free, come si usa dire. Grazie davvero ad entrambe e buon lavoro per le prossime settimane, i prossimi mesi. Noi ci fermiamo invece per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, vi facciamo vedere adesso un servizio che fa un po' il punto sui lavori nei cantieri valanghivi degli schianti del Post Vaia nel progetto di Veneto Strade. Recupero degli alberi schiantati da Vaia e messa in sicurezza dei pendii, dove dopo il passaggio della tempesta e la devastazione dei boschi il rischio di valanghe è elevato. Complessivamente sono 103 solo nel Bellunese i siti valanghivi generati dagli schianti che insistono su abitati o strade del Bellunese, 35 dei quali con grado di rischio classificato da medio-alto ad alto. I lavori proseguono a ritmo serrato, secondo quanto previsto dal progetto Remove Recupero Montagna Veneta di Regione Veneto Strade e Protezione Civile, un progetto per gestire i cantieri valanghivi degli schianti contemperando le esigenze di straordinarietà, urgenza e sicurezza degli interventi e contenere sia durante i lavori che nella condizione definitiva il rischio valanghe entro limiti minimi e consapevoli. Sono 23 i siti, i più critici, con cantieri avviati per un primo investimento di 83 milioni di euro, prevista la rimozione del legname, l'esecuzione di reti paramassi e di strutture fermavalanghe. Sono in progetto altri 12 siti nei quali i lavori inizieranno la prossima primavera con ulteriori 10 milioni di investimento. Le condizioni di sicurezza degli abitati e delle strade sono garantite da apposite procedure di sicurezza redatte caso per caso e recepite in tutti i piani di protezione civile dei comuni interessati ed illustrati alla popolazione. Fondamentale poi garantire la sicurezza dei lavoratori che operano in questi cantieri così complessi, riducendo a zero il rischio di incidenti. È quindi prevista una formazione obbligatoria per i lavoratori sulle procedure di sicurezza con rilascio di apposita patente. Ad oggi sono 250 i lavoratori di oltre 20 imprese che hanno frequentato i corsi ed ottenuto la patente. Nei giorni scorsi a Rocca Pietore si è svolto un corso pratico sulle tecniche di esbosco con elicottero, poiché molte aree schiantate sono costituite da pendii molto ripidi e inaccessibili a mezzi meccanici e non esboscabili con la teleferica. È tutto per questa nostra diretta, naturalmente tutti gli aggiornamenti nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Società Agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Benvenuti al Meteo. Torna il maltempo a causa di una nuova perturbazione dall'Atlantico che investirà il nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 2 ottobre. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale, più frequenti e consistenti sui settori prealpini e pedemontani, più sporadiche sulla pianura meridionale e sulla costa. Forti venti di scirocco. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra i 13 e i 15 gradi, valori massimi invece compresi tra i 17 e i 24 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali anche forti, attenzione a possibili locali nubifragi, specie sulle zone montane. Temperature minime fino a 17 gradi, massime sui 21-23 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni fortemente perturbate, rovesci intensi e rischio idrogeologico. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime fino ai 16 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.
Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.